Stai già registrando? Sì. Bene, vai. Allora, alla cellula, come ha detto Michele, è chiaro che noi dobbiamo creare insieme, dando tutte le competenze, perché se andiamo a ben vedere il movimento adesso insieme è ricchissimo di competenze, è ricchissimo anche di esperienze, di grandi esperienze, perché come dice Michele sono anni in maniera frammentaria, locale, in varie forme, comunque si sperimentano lotte e iniziative. Tuttavia il problema è quello che il movimento non riesce ad agire unitariamente, e questo ritengo abbiamo avuto la difficoltà di proporre delle vertenze che potessero essere state accolte bene da tutti e che sono riconosciute come proprio da tutti quanti. Ora, per fare l'idea di fare un convegno che sarebbe il terzo questo qua ad Arzignano, invitando mano così ci si passa e così Il secondo anno. Il primo eravamo, il terzo anno questo qui. Perché tu Certo. Un convegno ad Arzignano ci dà l'opportunità di mettere a fuoco 2 o 3 tematiche importanti per partire poi per lo sviluppo di queste nel corso dell'anno all'interno dei vari territori. Allora, le tematiche che io vi propongo, ma che naturalmente sono una mia proposta e sono venuto qui per sentire anche quello che pensate voi, in particolare sono 2 quelle che ho scritto, e non ho messo la sanità, che ritengo comunque la sanità uno degli impegni, forse l'impegno centrale di tutto il movimento. Intanto per contrapporsi a una immagine della riforma che vuole il sistema, che è tutta quanta tecnologica e cementificante. Pensate che vogliono fare queste non so quante migliaia di case della salute che non servono a niente, perché oggi già esistono i distretti, e i distretti sono quei punti in cui il medico di famiglia da sempre coordina per esempio l'assistenza domiciliare, discutendone in conferenza con gli altri attori, l'infermiere, il responsabile di distretto, lo specialista particolare e così via. Tutte cose che si possono fare, ovviamente queste sì, attraverso l'informatica, ma pensare a un sistema di medicina elettronica è fuorviante, costosissimo, e peggio ancora è quello di pensare alle case della salute, che secondo l'ideatore dovrebbero essere quelle che risolvono in piccolo i problemi di migliaia di persone. Io mi rifaccio al famoso congresso internazionale di Alma Ata del 79, nel quale convegno si vise che fece la grande rivoluzione del riconoscimento del territorio come luogo principe in cui una riforma sanitaria poteva dare una sicurezza, prevenzione, educazione sanitaria e assistenza a tutta la popolazione di un paese. E quindi la proposta, e questo adesso ve lo sto dicendo così in breve, no? Ascolta, la proposta che noi portiamo è quella della semplificazione, di vedere anche i cambiati corsi di universitari di medicina, dove pensiamo che la figura del medico del territorio, quindi il medico di famiglia, deve seguire un percorso universitario diverso, perché deve avere non solo le nozioni mediche, ma non tutte quelle specialistiche che non ci riguardano, ma deve avere anche una grossa preparazione di scienze dell'ecologia, deve avere buoni elementi di psicologia, deve avere tutta una serie di capacità di gestione del territorio, perché dovrebbe diventare quel soggetto socio-sanitario che ha uno studio al centro di un quartiere dove si accede a piedi, raggiungibile in ogni momento, capace di rispondere in ogni momento, e che condivide tutte quelle
quelle che sono le esigenze degli abitanti di quell'area, e questo nel modo più economico possibile di gestione anche delle risorse e nel modo anche veramente tale da evitare di spendere milioni in costruzioni nuove, in case della salute, in strumenti sanitari visionari, mettiamo a casa del paziente l'elettrocardiogramma, questo, quello, che sono soltanto spese sanitarie che interrompono quello che invece è il rapporto personale di un soggetto che è del medico, che conosce non soltanto le patologie delle famiglie, delle persone, eccetera, ma condivide le condizioni ambientali nell'ambito della concezione del One Health, che la salute è unitaria, non è soltanto la salute del cittadino che va dal medico a comprare un trattamento, ma la salute è quella della salute del territorio, della conoscenza della situazione nel lavoro, eccetera. Quindi noi ne parleremo di questo al convegno dell'ISDE, ma penso che questo diventerà uno strumento fondamentale per contrastare, secondo le teorie della decrescita, quello che invece si sta preparando come uno sviluppo di cementificazione del paese senza significato e la sottrazione ovviamente dei distretti, dove una volta si praticava la specialistica del territorio, si praticava la gestione di tutte le patologie anche, e poi dei country hospital e degli hospice, che sono strutture territoriali. Quindi, perché cambia il microfono? Quindi io questo Aspetta un secondo. Ecco. Vabbè. Io questo l'ho accennato semplicemente brevemente in maniera molto, molto veloce, mi scuso, ma d'altra parte per dirvi che il movimento ecologista dovrà necessariamente far propria una alternativa ecologica della sanità nel nostro Paese, che è uno dei problemi fondamentali che viene continuamente sempre deprivato di investimenti, di personale e di tutto, perché si sta alternativamente costruendo un sistema sanitario privatistico basato sulle assicurazioni, basato non sulla costruzione del benessere del cittadino, ma sulla costruzione del benessere dell'imprenditore. Quando sarà il convegno dell'ISDE? Dovrebbe... Prego? Più lontano il microfono. Ah sì, va bene. Sì, va bene. Quando sarà il convegno dell'ISDE? Il convegno dell'ISDE dovrebbe, stiamo dicendo la data, si farà ad Arzignano, i medici per l'ambiente. Ma sì. Convegno regionale o nazionale? Regionale. Non era nazionale. No, è regionale, perché si fa sul FAS, sulla questione del FAS. Quindi dovrebbe essere verso i dicembre, sì, o nei primi di dicembre o gli ultimi di novembre, ancora si deve decidere la data. Quindi detto questo, e quindi già però oggi non parleremo della questo tema a quella sì, esatto, sì. Che però ritengo che anche fin da ora dobbiamo dire alle nostre associazioni che a stare attenti, prendere appunti, riconoscere come sia fondamentale da parte del movimento una soluzione del problema della salute in maniera basata sul principio del One Health. Non ci può essere una salute separata dalla salute del pianeta, delle altre specie, delle foreste, degli uomini e delle cose. Va bene? Questo è il concetto, quindi la salute è basata sul principio One Health. Inoltre, invece, tornando a noi, le proposte erano: la prima era di carattere logistico e trasportistico. Abbiamo nella zona, io conosco la mia zona e penso che noi dobbiamo fare come movimento sempre delle proposte, cioè non possiamo fare un movimento basato soltanto sul contrasto, che è giustissimo, il contrasto alla distruzione del pianeta, il contrasto al TAV, il contrasto giusto, per carità, ci mancherebbe altro, è una lotta indispensabile, però al contrasto deve accompagnarsi
una capacità di governo alternativa rispetto all'attuale sistema che abbiamo in Italia. Cioè dobbiamo essere propositivi, come ha scritto un libro Michele sulle cose fatte. Qui si tratta di fare delle cose molto più importanti, cioè delle cose che diventano incisive sulla realtà del Paese. E allora, per esempio, cominciare a discutere nuovamente dei trasporti della nostra regione, perché questa è un'emergenza estremamente importante che riguarda in primo luogo la salute, perché i livelli di contaminazione ambientale dell'atmosfera che sono nelle città del Veneto sono i primi d'Europa. Cioè non è che siamo una realtà minore questa, compresa Venezia. Venezia ovviamente dipende dal fatto che le navi stanno sempre accese e che quindi queste navi che hanno 5.000 persone, quindi sono come un comune di 5.000 abitanti, non fanno altro che inquinare la città in maniera terribile. Ma a parte questo, e poi ci sono l'uso del trasporto pubblico e così via. Ma quindi c'è un problema di salute fondamentale, soprattutto che colpisce i bambini, con l'asma, con nuove forme di asma, di allergie, eccetera. C'è un problema di salute che riguarda il tempo che gli esseri umani trascorrono chiusi dentro una scatola di latta per andare e tornare dal lavoro. Si calcola per esempio da Arzignano a Vicenza, che sono 18 chilometri, che chi va a lavorare da Arzignano a Vicenza perde come minimo dalle 3 alle 4 ore al giorno, perché va nelle ore di punta oltretutto. E sono ore sottratte alla vita, al fatto che si può stare insieme alla propria famiglia, a godersi i propri figli. E invece devi stare dentro una scatola di latta, un'automobile, oltretutto devi spendere, consumi benzina, inquini a velocità pazzesche e soprattutto con grande stress. Quindi c'è anche questo aspetto. C'è l'aspetto quindi il terzo aspetto è quello del grande consumo di energia, perché pensate che ad Arzignano viene attraversata, secondo calcoli, misurazioni fatte dal comune che si è preso la briga di farlo, quindi non sono numeri, circa 50.000 macchine al giorno, 50.000 automobili al giorno, è una città che attraversano la città, perché è una città dentro una valle e quindi devi passare per forza o di fianco o dentro, no? E così si fa. Significa un'alterazione totale di quella che è la salute delle persone, il ritmo di vita della città e tutto il resto. E poi si pensa anche a tutto il traffico pesante determinato dal distretto della Concia e tutto il suo, diciamo, quello che ci sta appresso, che ricordiamoci, il distretto della Concia ha partecipa all'1% del PIL nazionale, quindi è una struttura estremamente, è piena ovviamente di tir che trasportano i prodotti per il lavoro della Concia, le pelli e tutto il resto, e poi ci sono i marmi di Chiampo. Quindi abbiamo 7 chilometri di campagna non costruita, cioè puramente liberi, che ci potrebbero collegare la zona industriale di Arzignano e di Montecchio, di conseguenza, perché è limitrofa, alla stazione di Montebello. 7 chilometri. Montebello potrebbe essere quel nodo che congiunge tutta l'area industriale della Valle del Chiampo, est-ovest, nord e sud, perché a Verona poi nord e sud. Quindi i container potrebbero partire direttamente dalla zona industriale. Tutti quelli che vanno a lavorare a Vicenza, cioè il nodo di Montebello potrebbe diventare anche quell'elemento in cui tutti gli studenti, gli impiegati che vanno a Vicenza, a Verona, a Venezia e a Padova potrebbero benissimo, utilizzandolo come metropolitana di superficie, raggiungere e svuotare completamente la strada attualmente, la provinciale e anche l'autostrada, da un traffico enorme. Quindi la terza cosa è quella che dobbiamo uscire fuori dal concetto di piste ciclabili. La pista ciclabile è una cosa
poco funzionale perché viene invasa anche dai pedoni e non è utile per andare al lavoro. Dobbiamo fare le ciclovie come sono state fatte in alcune parti della Germania. Se noi facciamo una ciclovia che da Chiampo arriva alla zona industriale e poi al raccordo della strada che viene giù da Recoaro e da Valdagno, noi permettiamo a una massa enorme di persone di andare a lavorare in bicicletta è quasi tutta pianura, ma ora ci sono anche quelle con la pedalata diciamo agevolata, cioè quelle elettriche, sottraendo ancora una volta una quantità enorme di traffico automobilistico e di risparmio anche di carburante. Quindi coniugando questi 3 punti, va bene, noi potremo immaginarci un progetto complessivo, significativo, veramente rivoluzionario per la mobilità di questa parte del territorio, rivoluzionario e tale da diventare modello a livello regionale. Questa è la proposta che io faccio, ma io non sono un urbanista, non ne capisco niente, io ho soltanto pensato questa cosa qui e quindi mi ero rivolto a Michele perché mi desse il nome di alcuni urbanisti ecologisti importanti che potessero raccogliere questa mia proposta, che magari può essere una cavolata, non lo so, ma insomma, perché io è come se uno, che so, un ingegnere volesse dare a me dei consigli sulla medicina, penso che non sarebbe in grado, pur essendo un bravissimo ingegnere. Quindi io questa cosa la voglio mettere in discussione, ma soprattutto voglio mettere questo gruppo di lavoro con la possibilità di contattare chi veramente può interessarsi a una cosa del genere, perché diventi veramente una delle vertenze, uno di quei progetti fondamentali che potrebbero caratterizzarci in quello che consideriamo quello che deve essere la nostra capacità di governo alternativa a quella dei gruppi politici ed economici che in questo momento rovinano la nostra regione e distruggono la vitalità. Questo è il primo punto. Quindi, evidentemente, detto questo per quanto riguarda la parte specifica della zona in cui vivo, è chiaro che il modello della metropolitana di superficie deve essere sviluppato in tutto il Veneto. Basta, ho finito questo. Il secondo punto che ho proposto è quello sugli alimenti. Mi dispiace che ancora non sia arrivato, ma forse non viene. Salvador, che è uno dei nostri più bravi esperti per quanto riguarda la questione degli antiparassitari e tutto ciò che riguarda i veleni dell'agricoltura. Questo noi vediamo che una delle incombenze più forti che in questo momento grava sulle popolazioni del Veneto è la contaminazione da PFAS. La Regione ha portato avanti, non la Regione, l'Istituto Superiore di Sanità per conto della Regione, ha portato avanti 3 ricerche monche, perché la prima è stata sconfessata in quanto i risultati che erano... Bene, è uno che ci sta seguendo. Aspetta che devo vedere l'audio acceso. Sì, chiudi l'audio, Roberto. Sì, e devi dire il nome che noi lo scriviamo. Roberto Carnelli. Roberto Carnelli. Allora, stavo dicendo, la contaminazione degli alimenti agroalimentari proprio che vengono dalla campagna e quindi dagli allevamenti e quindi dall'agricoltura è molto forte, come hanno dimostrato i dati monchi, perché interrotti con la scusa del Covid, dell'ennesima ricerca fatta dall'Istituto Superiore di Sanità, dati che erano stati consegnati alla Regione e che la Regione si rifiutava di consegnare al movimento, cioè a una richiesta di Greenpeace e a una richiesta delle mamme. Siamo stati costretti a ricorrere al TAR
e la TAR ha riconosciuto la giustezza della richiesta in quanto si tratta di dati pubblici costruiti con denaro pubblico e che quindi devono essere messi a disposizione di chi li richiede con motivazioni serie, e quindi sono stati consegnati in maniera indecente alla rinfusa, perché si tratta di dati che vanno organizzati, data, luogo e così via, età, comunque luogo, eccetera. Tuttavia sono stati riorganizzati da alcuni amici del movimento che si sono dedicati a questo, e i dati che sono venuti fuori hanno prima di tutto confermato quelli della ricerca precedente, in cui si dimostrava che la presenza di contaminazione da FAS degli allevatori e dei contadini che mangiavano i propri prodotti era doppia o tripla dei dati di fondo della stessa zona inquinata, non delle zone non inquinate, di quelle non se ne parla. Quindi denunciavano una chiara partecipazione dell'alimentazione alla contaminazione da FAS. Ora, pur essendo 10 anni trascorsi da quando teoricamente sarebbe stata scoperta la questione Miteni, la Regione non ha mai effettuato dei controlli per quanto riguarda tutte le merci alimentari almeno di quelle provenienti dalle aree inquinate o sospette inquinate. In tutti questi anni non un solo carico è stato rimandato indietro o mandato allo smaltimento perché... Sta registrando. Bene. Non è stato mai controllato, anzi sono state date delle severe indicazioni ai veterinari di non controllare la presenza dei PFAS negli alimenti. Quindi abbiamo i veterinari che controllano la salmonella, giustamente, però non controllano il PFAS, controllano la presenza di sostanze tossiche, ma non controllano il PFAS. Questo significa che queste sostanze raggiungono tutti i mercati del Veneto. Questo significa che se una donna in gravidanza deve fare una prevenzione sapendo quali danni arreca queste sostanze al nascituro e all'embrione, non è in grado di farlo perché in nessun modo è possibile nel Veneto, in nessun negozio, distinguere un prodotto inquinato da uno non inquinato, e questo a 10 anni dall'informazione sulla contaminazione. 13 ormai. Sono 13. Abbiamo 10.000 pozzi privati nell'area inquinata che non sono controllati. La Regione ha emesso un decreto con cui diceva che potevano essere controllati gratuitamente a richiesta del proprietario. Ma chi è quel contadino o quell'allevatore così pazzo che richiede il controllo sapendo che sta al di sopra di una falda che ha dai 50.000 in su di nanogrammi per litro come inquinamento? Io lo chiuderebbero subito, dovrebbero chiuderlo necessariamente, no? Ecco, l'ARPAV non va a controllare i pozzi privati, quindi l'agricoltura... Sì, scusa. No, gli allevamenti di bombe. Ecco, poi diciamo che nemmeno gli scarichi industriali hanno dei limiti per quanto riguarda i PFAS. Signori, questi limiti da 10 anni non sono stati in grado di considerare il Frattagorzone, che riguarda il fiume che parte praticamente dove viene scaricato tutto i liquami della zona industriale della Concia. Il Frattagorzone è stato dichiarato biologicamente morto, va bene, e per quanto riguarda la quantità di PFAS presenti è tale da rappresentare un pericolo per l'intera pianura. Malgrado ciò, il Frattagorzone è l'unico corso d'acqua a cui si può attingere
per annaffiare i campi, sapendo che invece i pozzi, la falda, pescano già in una zona contaminata. Quindi ci troviamo in una situazione di gravissima situazione per quanto riguarda, e a nulla vale il fatto che sia stato fatto una derivazione dall'Adige che manda 6 metri cubi al secondo per diluire questo fiume indiluibile, che oltretutto violando la legge, e dicono che lo fanno per vivificare le acque, ma poi contemporaneamente dichiarano che il fiume è morto, quindi questa vivificazione in ogni caso è insufficiente. Ora, il fatto che il fiume Gorzone stesse in queste condizioni lo si sa da sempre, tant'è vero che nel 2005 fu fatto un primo patto Stato-Regione firmato da tutte le autorità possibili, la Regione Veneto, il Ministero, le industrie della Concia, i sindacati, i comuni del bacino, 35 firmatari, un patto veramente bellissimo perché era fatto da persone competenti che avrebbe dovuto in un decennio bonificare definitivamente questo fiume. Dal 2005 al 2015 i 10 anni sono passati senza che fosse messa nemmeno la prima pietra di nessuno dei tanti progetti che erano previsti. Naturalmente visto che la situazione non solo non era migliorata ma era peggiorata, è stato fatto un secondo patto Stato-Regione con gli stessi firmatari che doveva andare dal 2017, ci sono 2 anni per poterlo rielaborare, aggiungendoci quindi anche le FAS, e quindi scade nel 27. Siamo nel 23, sono passati i primi 5 anni e anche questa volta non è stato fatto un bel nulla. Adesso qualcosa invece si sta facendo, ma non per merito della Regione, non per merito del Ministero. Si sta facendo perché il distretto della Concia per primo, vedendo il PNRR, ha cominciato a recepire una serie di istanze che noi da anni stavamo facendo. Da anni e veramente pressavamo, e loro hanno capito che tutto questo, abbiamo fatto manifestazioni eccetera, e hanno preparato un bellissimo progetto che è stato bocciato perché come prima istanza prevedeva la ristrutturazione del depuratore di Arzignano, che è pubblico e un privato non poteva fare questo. Ma prontamente, grazie all'intervento nostro del comune di Arzignano, il PNR è stato recuperato da Acque del Chiampo, che è il gestore, e riproposto, e da informazioni che ho avuto appena superficiali, dopo un anno di attesa, perché nel Ministero c'è una confusione tremenda, non si sa che sono approvati i patti, ma non si sa chi deve costruire, dove, come, eccetera. Sono ripartite, il Presidente della provincia di Vicenza è uno dei responsabili locali di questo progetto, e sono tornati dicendo che ci sono le buone notizie, cioè che il primo finanziamento per il primo lavoro, che consiste nel provvedere a 5 scarichi contro l'unico scarico che andava in vasca e quindi faceva una raccolta di tutto da cui non si poteva ricavare nulla, e permette di fare nel processo della Concia la raccolta differenziata delle varie lavorazioni, riducendo i fanghi addirittura del 40-50%, il che è importante perché riduce, anzi annulla la necessità di bruciarli nei depuratori. È previsto il recupero per il momento di 1/3 dell'acqua, ma è solo l'inizio. È previsto il recupero del cromo, è previsto il recupero dei solfati, cioè tutta roba che andava sul Frattagorzone. Allora tutto è partito da questo progetto che adesso è tornato a essere in mani pubbliche, cioè delle Acque del Chiampo. E noi lo stiamo sorvegliando, stiamo addosso, parliamo costantemente con gli amministratori, siamo andati a parlare con i dirigenti di Acque del Chiampo e naturalmente pretendiamo che questi lavori vadano avanti. È la prima volta. Ciò non toglie che il problema degli alimenti ancora è lungo, è presente, eccetera. Quindi io pensavo che la seconda parte della giornata poteva essere impostata
sulla salute alimentare, non soltanto per quanto riguarda le PFAS, che è importante, che non è che riguarda solo gli arzignanesi, gli abitanti di Vicenza, riguarda anche chi va a fare la spesa a Rialto, porca miseria, perché là arriva la roba che viene mandata da qui. Chi va a fare la spesa a Verona, eccetera, perché nessuno dei veneti sa questo, però non c'è la sicurezza nemmeno per le donne del Veneto che devono partorire, perché non sono solo quelle di qua che possono avere queste sostanze in corpo, ma è vietato fare l'esame del sangue. Comunque, bene, questi sono i due punti, mi sono dilungato troppo, come al solito, e vi chiedo scusa, però penso che se ci concentriamo su questi due punti potremo trovare, in base a un convegno che ci dia delle regole fatte da esperti, da persone che conoscono le problematiche, che sanno fare proposte concrete, politiche, applicabili, potremmo creare due progetti con cui confrontarci con le istituzioni e confrontarci con il movimento, cioè avere questa capacità propositiva che comporta interessi che sono collettivi, compresi quelli degli inceneritori legati alle bonifiche dei depuratori della zona della Concia. Ecco, finito. Bene, allora riassumendo, Tita ha proposto due temi: la mobilità regionale, con questo progetto che potrebbe essere il progetto pilota relativo all'area vicentina, Alto Vicentina, e il tema della salute alimentare, con in particolare riferimento alla questione PFAS, ma non solo, a tutto l'insieme, per il convegno del 24 settembre ad Arzignano, domenica mattina e pomeriggio, quindi due convegni, praticamente due tematiche legate a relazioni di esperti, quindi un convegno di approfondimento e non solo di dibattito pubblico. Insomma, se si fa questa scelta e si decide di collaborare a livello regionale a questa cosa, cioè non si dà il carico al gruppo del CISLA, insomma al gruppo di Arzignano, di fare tutto, ma si cercano esperti, per esempio, che facciano allargare la tematica e che facciano diventare veramente un'occasione di approfondimento per tutti. Questo era il primo. Io mi collego a questo e sarò veloce, e cioè il fatto che la settimana successiva, quella del sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, a Mestre ci sarà la Fiera di Gaia, la 25esima, è dal 99 che si fanno. Anche lì ci saranno in 2 giorni diversi, in 2 mattinate diverse, 2 momenti di approfondimento, e finora stiamo mettendo sul tavolo le idee, non sono state scritte da nessuna parte, e finora i temi emergenti sono 2. L'uno è sempre la mobilità, ma urbana, quindi la questione 30 km all'ora, la questione pedoni, sicurezza nella città. Sapete i morti in bicicletta di questi giorni, incredibile, insomma, no? 2 morti nel giro di pochi giorni, un ragazzino, 4 addirittura nel giro di un mese, ecco, poi la signora della settimana scorsa. Questo è un tema che non si sovrappone al tema della mobilità ovviamente regionale, si affianca perché è urbana questa. E l'altro tema che è stato proposto è quello della invece forestazione. Questo è un tema che è emerso negli ultimi mesi, in particolare da una serie di progetti premiati da un gruppo di Vittorio Veneto che si chiama Gli Amici di Tommaso. Tommaso è un ragazzo che è morto, poverino, e i suoi amici hanno deciso di continuare la sua battaglia ambientale, premiando ogni anno una serie di progetti di forestazione.
4 sono stati premiati relativi al Veneto, a Vittorio Veneto qualche mese fa, e 3 addirittura fuori Europa, in Amazzonia, in America Latina. Questi progetti, adesso fermandoci a quelli veneti, perché sull'Amazzonia il gruppo ha fatto un passaggio importante in questi mesi, proprio la settimana scorsa, di creare un ponte diretto è venuto un leader dei popoli indios, di un popolo dell'Amazzonia, a parlare in questi 4 giorni in Consiglio, e questo è un progetto che, diciamo, in questo momento lascio tra parentesi perché sta già portando avanti il gruppo di Vittorio Veneto senza che non serve interferire, tra virgolette. Invece l'altro, quello della riforestazione nel Veneto e in pianura in particolare, marcia con grande difficoltà, grandissima difficoltà, perché la pianura padana, non solo veneta ma lombarda in particolare, è una delle zone non solo più inquinate al mondo. Voi sapete che fa parte delle 3 zone più inquinate al mondo, no? C'è la Ruhr in Germania, c'è la pianura padana e poi c'è Shanghai in Cina. Sono i 3 punti più inquinati al mondo, ma anche dal punto di vista proprio non solo dell'aria che si respira ma del terreno, del suolo, sono la Lombardia e il Veneto le 2 zone con il massimo dell'occupazione del suolo, che non diminuisce in velocità, che vede addirittura il Veneto arrivare quasi a livello della Lombardia proprio in questi anni, cioè accelerare invece che diminuire, con una legge farlocca regionale, consumo del Veneto zero, che in realtà mette alla fine tutta una serie di deroghe possibili, tali per cui non si arriva a nessun risultato, ma proprio nessuno, nel senso che tutti i comuni che vogliono rientrano nelle deroghe. E apro una parentesi non da poco, poi casomai ne parla Carlo Giacomini, e c'è anche un'idea di fare un referendum per abrogare queste deroghe, un referendum abrogativo veneto che abroghi soprattutto le principali deroghe previste da questa legge, in maniera che la legge diventi una legge seria, come lo sarebbe leggendo i primi articoli, basterebbe eliminare gli ultimi. Ma il problema è intanto cominciare e sostenere i progetti di forestazione. Su questo, proprio a Montecchio, lavora una delle persone più importanti di questo progetto, che è Alessandro Bedin, che è il responsabile del verde municipale di Montecchio. Lui non abita a Montecchio ma qui vicino, comunque in un paese vicino, e lui dice che questo coordinamento dei responsabili del verde, che non sono tantissimi, sono il fiore dei responsabili del verde. Spesso i responsabili del verde non hanno nulla a che fare col verde, sono soltanto degli addetti comunali messi là col nome, ma in realtà fanno parte dei lavori pubblici, cioè questo succede piuttosto spesso, purtroppo. Ma ci sono delle situazioni invece eccellenti nel Veneto, e ne nomino una sola: Treviso, la città di Treviso, tanto per non parlare di persone che si pensa politicamente orientate, si tratta di tutt'altro, che potrebbero diventare il cuore di un progetto che veda non solo il non occupare suolo, ma il riforestare suolo, così come previsto da un'altra legge regionale che prevede il finanziamento di progetti di forestazione. La legge che parte da un accordo, da un come si chiama? Carta di Sandrigo, firmata circa 10 anni fa dalla Regione e da una serie di altre entità, comuni, eccetera, e associazioni, che è rimasta carta, non sono diventate foreste, se non in piccoli, perché non finanziata. Cioè la Carta di Sandrigo è diventata una legge per riforestare, quindi noi stiamo parlando di cose che si possono fare con una certa facilità, perché abbiamo 2 leggi, una da modificare, un'altra da finanziare, e su questo ci sono degli impegni formali. Per esempio il Presidente del Consiglio regionale Ciambetti, che è uno dei firmatari, perché è di Sandrigo lui, che dice
riprendiamo l'iniziativa. Loro non la riprendono l'iniziativa, ci vuole una spinta assolutamente dal basso, associativa. Qual è il basso? Il basso sono in particolare dei comuni. È fondamentale questo punto, perché sì, il privato può riforestare, ma può riforestare solo nella sua proprietà, punto e basta. Non è che il privato può mettersi e dire c'è una zona abbandonata, la riforesto. Certo, lo puoi fare come guerriglia gardening, come si fa con i gruppi amico. Le brigate. Le brigate di guerriglia. No, esistono da 25 anni queste cose. Di guerriglia gardening ci sono in Piemonte, per esempio a Torino, molto attivo. Lo facciamo come amico albero quando si può, piantiamo a Mestre dove si può, ma sono piccolissime iniziative queste, a Iole eccetera. Ci sono invece delle grandi possibilità per i comuni, perché i comuni hanno spesso enormi possibilità, proprietà non da espropriare, ma anche solo da finanziare, cioè dire, e ci sono i soldi, perché la legge non è finanziata, ma mi dicono i responsabili dei forestali che fondi europei e fondi statali per forestare sono l'ultimo dei problemi. Il problema è la volontà politica, sembra una parola buttata là e invece non lo è per niente, è la volontà di usarli, di fare un progetto, perché tu non è che l'Europa ti dà i soldi perché vuoi fare, gli devi presentare un progetto e quel progetto deve essere su un terreno dove puoi farlo, o è di proprietà del comune o il privato che viene interpellato dal comune si rende disponibile, che so come è successo per il Bosco di Mestre, quando c'era un prosindaco a Mestre che è morto ormai da 15-20 anni, Zorzetto, ambientalista repubblicano, si è inventato il Bosco di Mestre e ha cominciato ad andare, per esempio, da delle fondazioni, Querini Stampaglia è una, dicendo: che cosa ne fate di questi terreni? Nulla. E invece potete darli in concessione gratuita o a pagamento a seconda al comune, e il comune fa boschi, e è nato il Bosco di Mestre. Ci sono 5 appezzamenti del Bosco di Mestre a nord di Mestre, tra Mestre, Favaro ed Ese, nella zona nord, però sono rimasti lì. È cambiata amministrazione e il nostro buon sindaco ormai da 10 anni ha fatto sparire persino l'ufficio dei parchi, perfino. Ma questo per dire che la volontà politica è fondamentale in questi casi. La volontà politica però o c'è un assessore, un sindaco che ce l'ha, oppure può avvenire se c'è un associazionismo che comincia a preparare i progetti, comincia a spingere, comincia a indicargli guarda che i fondi sarebbero lì e così via. Io credo che questo progetto, e perciò si propone di fare su questo tema un convegno appunto il 1° ottobre, domenica 1° ottobre mattina, ma solo su questo, non su che cosa facciamo, mettendo insieme tutta una serie di, in particolare, dottori forestali, dico dottori per far capire che non è l'operaio forestale e basta, che va benissimo, ma quelli che di solito sono responsabili di uffici e anche di uffici regionali, che potrebbero mettere in piedi, ma pensandoci prima del 1° ottobre, e far uscire al 1° ottobre un metaprogetto, un quasi progetto da proporre al Consiglio regionale. E io sono convintissimo che se noi facciamo questo passo nessuno oserà in Consiglio regionale votare contro, sono convintissimo di questo. Cioè, se noi riusciamo a creare questa situazione di sindaci, basterebbe trovarne 2 o 3 per iniziare, mica 100, e gli altri dicono e io chi sono? Come, tu prendi 100.000 euro e io chi sono? E cominciano a domandarsi se possono farlo anche loro, e un ufficio regionale che coordina questa cosa, e ci sono le persone adatte. Ci sono, non è che stiamo parlando di nemici, stiamo parlando di gente dormiente, con una legge fatta, con dei fondi che ci sarebbero, con probabilmente i terreni che potrebbero essere. Io sono ottimista su questo, ma l'urgenza è talmente grande che io penso che la spinta sarebbe facile.
Faccio un esempio, un parallelo. Quando 20 anni fa volevano trivellare davanti a Venezia e a Chioggia, io quella volta ero consigliere regionale, fine anni 90, 25 anni, avevo l'unanimità del consiglio con me. Contro, cioè quando il tema è forte non c'è più destra-sinistra, devono rispondere ai cittadini, al cittadino di Rovigo, al cittadino di Chioggia. Non puoi dire io ho votato contro perché lo proponeva un ambientalista, neanche per sogno. E la stessa cosa secondo me può succedere con questi temi, per cui se noi andassimo in parallelo contro gli inquinamenti, contro il discorso del buttare via i soldi facendo autostrade inutili, e per invece l'agricoltura biologica, la forestazione e la mobilità sostenibile, io penso che anche solo su questi 5 temi, che poi diventano 3 perché 2 sono l'uno il no e l'altro il sì che si collegano, noi come forum rete regionale potremmo avere un grandissimo ruolo, e lo propongo senza cambiare sigle, senza inventarsi nulla, ma soltanto facendo uno sforzo organizzativo, mettendo in campo radio cooperativa, cioè mettendola in prima linea su questa cosa, Triveneta TV, che mi hanno già detto loro il venerdì fanno delle trasmissioni, non so se l'avete mai vista. No. Triveneta TV, il venerdì pomeriggio sera fanno delle ottime trasmissioni, e mi hanno chiesto facciamo un collegamento stabile. Certo. Non solo contro quella cosa, io spesso sono, anche Tamino spesso è chiamato lì a parlare perché c'è un problema, no? Vogliono raddoppiare l'aeroporto di Venezia e mi chiamano perché devo dimostrare che è una porcheria quella che stanno facendo, ma anche e chiamando i soggetti, spaccando questa cosa, gli ambientalisti sono quelli del no, eccetera. Noi siamo quelli che vogliono queste cose e che dimostrano che sono possibili. Questo è l'intervento che io farei. Io penso che sia sono collegati delle persone, mi sembrava prima c'era la forestale, ma non c'era più, non c'è più in questo momento. Katia Zanata, insomma ci sono delle persone che al di là della nostra conoscenza personale, ognuno ne conosce magari una sola, ma l'insieme del Veneto probabilmente vede almeno dico una cifra, 20 forestali attivi. Io li scopro continuamente, ne ho scoperto uno ieri che lavora in regione e che è disponibilissimo a collaborarci. Non me lo sognavo neppure, perché è stato collegato su tutto un altro problema, e poi ho scoperto questa roba qua. Io credo che sì, prendi il microfono. No, ecco, vediamo, c'è un problema. La domanda, c'è capacità operativa? Perché fare piantagioni e piantumazioni ci vuole una certa manualità e anche intelligenza. C'è distribuita, è possibile per questo parlo di forestali. Sì, ma c'è possibilità di raggiungerli, di farsi aiutare nei diversi comuni e territori, perché se non ce ne... Allora c'è un coordinamento dei forestali ambientalisti, diciamo, che coordina una trentina di questi, di cui Alessandro Bedin è il responsabile. Ce l'avete qua a Montecchi, ma viene a Mestre continuamente. Mi ha risposto. Ma non importa, c'è, è come se c'è. Poi vedrai che risponde. Poi c'è l'insieme di altre persone che non stanno in questo coordinamento, tipo quella che ho nominato adesso, non voglio dire i nomi, perché talvolta devono stare un attimo coperti. Poi se il progetto va avanti, ecco che possono essere messi in campo, diciamo, no? Come rete, anche in modo anonimo, se anche però che ci sia un riferimento chiaro. Io penso che c'è. Magari entra anche nelle comunicazioni interne. Certo. Perché sennò manca. E loro me l'hanno chiesto, perché sono venuti a Mestre all'ultimo piano dell'M9, di quel museo nuovo che doveva essere di Mestre, poi del Novecento. Hanno fatto durante il Covid, per qualche mese hanno messo 300 alberi, 400 alberi, così, invitando le scuole, tutti in vasi, e chi li coordinava era questo Bedin, e loro hanno detto: ma le associazioni dove sono? È arrivato Amico Albero, con me c'erano altri di Amico Albero, sono arrivati altri a dare il loro contributo, ma poi il legame è rimasto con noi, e hanno detto: ma dobbiamo costruire qualcosa di serio. Sappiamo che finché non convinciamo i sindaci non succederà nulla.
Quindi l'elemento cardine di questa cosa sono i sindaci che dicono ok, sono d'accordo, si va. Perché deve essere d'accordo? Perché metti qualche soldo del comune, ci aggiungi i soldi, ci metti l'impegno del tecnico comunale, ci metti il fatto che io un sindaco, 2, li ho già per le mani, cioè nel senso che ci sono già, li conosco, adesso non dico i nomi, ma lo vedi anche adesso, ogni tanto sul giornale, se leggete, io vedo sul Gazzettino sulla Nuova, vedi che il comune tal di tali ha fatto un bel intervento, 300 alberi. La cosa finisce lì. Se invece di finire lì diventa l'esempio a cui fa riferimento per allargare il progetto, e si può fare, non è facilissimo, è più facile coi forestali che coi sindaci, perché i sindaci hanno 1000 problemi e questo per loro è l'ultimo dei problemi. Ma se gli fai capire che questa cosa qui è urgente per l'effetto serra ed è urgente anche politicamente, perché c'è un sacco di gente che probabilmente ti darebbe il voto, tra virgolette, se tu lo facessi, sto parlando veramente con lo stomaco invece che con la testa, ma è così che si ragiona in politica, no? Si ragiona con la pancia. E io però lo sto scrivendo. Ma è così, perché se tu questa cosa, io penso a San Stino di Livenza, un sindaco intelligente 20 anni fa, che era anche un senatore del PC, ha messo in piedi 2 boschi. Ed è stato un effetto straordinario, loro hanno avuto un successo enorme, erano lì abbandonate queste zone, erano proprietà di San Stino di Livenza, non so Carlo se tu te la ricordi questa storia, comunque adesso mi sfugge il nome ma non importa. Ebbene, io sono andato all'inaugurazione, tra virgolette, dei boschi, che è una cosa ridicola, erano già grandi. Nel giro di 10 anni questi qua avevano già fatto il miracolo. Ebbene, è rimasto un caso isolato, anzi si è fatto bello lui, è diventato come l'invidia, e invece no, deve essere esattamente il contrario. Il sindaco del paese vicino, di San Donà o di Ceggia, devono dire anch'io, e allora si crea una zona forestata, perché le zone forestate tra l'altro fra di loro se si collegano è molto meglio per gli animali, per tutto, insomma, no? per la gente anche. Ecco, lo stesso Bosco di Mestre, il Bosco di Mestre è bellissimo, voi non ci siete mai stati, ma se andate nella strada che da Favaro va verso Dese, a un certo punto leggete Bosco di Mestre, ci entrate, è enorme, ci vai in bicicletta, è bellissimo, ma non è al fiore all'occhiello di questa amministrazione, è rimasto lì, non c'è neanche più l'ente che lo gestisce, capito? Se questa cosa cambia e dice ragazzi siamo di fronte a un'emergenza ambientale enorme, sembra che nessuno possa fare niente, ma come nessuno può fare niente? Ecco qua, io scusate, ho finito, sono stato lungo anch'io, ma credo che queste due 24 settembre e 30 settembre possono essere due momenti, e il 1° ottobre, 30 settembre e il 1° ottobre. No, 1° ottobre, 4 settembre. 30 settembre sulla mobilità urbana, sabato, sì. E 1° ottobre sulla forestazione, sì. Sempre di mattina, sabato e domenica. Questi sono i 2 giorni della fiera di Gaia a Mestre, che si fa vicino a Rilibri in via Dante, ma secondo me non possono essere un momento finale, deve essere un lancio, così come deve essere un lancio il convegno del 24. Bene. Chi è che vuole la parola qua? Intervengo io allora. No, ce l'ho qua. Forse per meglio, non so, vediamo. Allora, Hai preso il caffè? Sì, io sì, grazie. Prendi tu. C'è un caffè anche per gli amici. Bene, allora, volevo dare un po' una chiave di organizzazione, se si può, e poi entrare nel merito di alcuni di questi temi. Secondo me dobbiamo avere la preoccupazione nelle proposte che facciamo di qualsiasi esso siano, o per lo più la più parte se si riesce, avere la possibilità di essere modulate dal piccolo al grande contemporaneamente, cioè di essere interpretabili magari in modo diverso nei diversi territori, nelle diverse situazioni, dalle realtà urbane, alle realtà extraurbane, alla realtà di litorale alla montagna. E questo perché siamo molto diversi, le realtà territoriali sono molto diverse, le realtà associative sono molto diverse, le forze sono molto diverse, la capacità tecnica è diversa, no? Le interlocuzioni politiche sono diverse.
E quindi la varietà delle iniziative che si possono mettere in campo è veramente ampia. E la bravura che dobbiamo trovare e riuscire ad avere è quella di riuscire a interpretarle e a darle, diciamo, un vestito comune a tutte, non per forza ricoprirle, ma per moltiplicare le forze, perché si possa avere... Scusa, ti posso vedere lì? Girati verso il personaggio. Ah, scusami. Ti vedono? No, ma mettiti in quella. Ah, mi metto dall'altra parte. Ok, perfetto, non ci pensavo. Scusate. Eccomi, che mi sono anche in luce così. Di trovare un modo che ciascuno possa dare una immagine di valenza regionale di quello che fa, come riesce a farlo, alla scala in cui riesce a farlo, ma che con questo possa identificarsi nel disegno, nelle iniziative comuni, e in questo modo magari anche devolvere un po' di energia e riceverla di conseguenza, magari dare qualche suggerimento, partecipare a qualche iniziativa vicina, ricevere di materiali che magari sono buoni, che ci si scambia, cioè avere la capacità di fare rete. Perché basta poco qualche volta, ma mettendo in comune come pensiero, come iniziativa, come intenzione, no? Come risultati, perché quello che si fa insieme si moltiplicano le forze e i risultati, no? E si dà anche un'immagine regionale, perché credo che abbiamo una grande capacità di presenza nei territori, minuti, e nessuna evidenza a scala regionale in questo momento. Invece dobbiamo trovare questa scala, questo livello. Allora, certamente tutte le cose che abbiamo detto sono declinabili così. Traduco sulle piste ciclabili, per esempio, no? Allora, sulle piste ciclabili, benissimo il taglio urbano, che è quello, come dire, storicamente maturato, che è partito dalle città capoluogo, poi si è allargato alle cinture, qualche comune intelligente lo ha fatto a scala interna comunale. Dovremmo trovare la forza, io da tempo lo consiglio agli amici della bicicletta, non hanno mai avuto o la forza o il convincimento di farlo, dovremmo trovare un disegno regionale e una scala regionale di intervento, il che non vuol dire le grandi piste turistiche ricreative che sono già definite, c'è un disegno regionale, una legge regionale che dice le grandi piste ricreative lungo il fiume del Piave, la Vento, Venezia, Torino, no? Che poi prosegue addirittura verso Trieste in parte, e poi quelle lungo i fiumi, c'è un disegno regionale delle piste ricreative paesaggistiche, benissimo, non sto parlando di quelle, sto parlando delle piste invece delle aree metropolitane, della grande pianura centrale e anche delle colline, perché giustamente con la pedalata assistita si sta assistendo a questo. Adesso in parte la cosa è sostituita dai monopattini, ma la pedalata assistita era usata, e forse lo è ancora in parte, da chi non ha la possibilità di avere l'automobile, gli immigrati che andavano a localizzarsi per risparmio economico nelle seconde cinture, molte volte si spostavano in bicicletta con la pedalata assistita, facendo decine di chilometri anche, ma questo dimostra che grazie anche a questa invenzione il raggio di influenza della bicicletta si è esteso. Allora noi potremmo mettere in piedi, credo con facilità, una proposta che sostenga e promuova la realizzazione di piste ciclabili lungo tutta la rete storica delle viabilità principale. Mi riferisco alla Padana, storica, la Riviera del Brenta, il Terraglio, la Pontebana, la Castellana, la Schiavonesca Marosticana, cioè tutte le viabilità sulle quali c'è ogni 5 km un centro abitato. Perché è quella è la frequentazione, no? E sui quali c'è una pendolarità forte tra questi e il capoluogo più vicino, la città più vicina, e con uno sbraccio notevole. Questa capacità di mettere in piedi un disegno di viabilità regionale sulla viabilità storica, con una ricaduta anche urbana, ma vuol dire una continuità lungo tutto il Terraglio, la Pontebana e via, insomma, no? Ecco, fino a Vittorio Veneto, cioè le parti quantomeno di pianura. Sulla montagna è più difficile perché la viabilità è effettivamente storicamente più stretta e quindi è più difficile. Ma in pianura si può tranquillamente, riducendo la velocità. Tra l'altro la più parte di queste strade ha già quasi sempre una viabilità veloce a fianco, laterale, dove si può spostare un po' di traffico, si rallenta, si stringono le corsie e si fa una struttura ciclabile. Io non sarei così rigido come dicevi tu sulla... Chiudi il microfono, Giovanna, chiudi il microfono.
Giovanna, chiudi il microfono. Giovanna. Devi telefonarle forse. Ecco, ha chiuso, perfetto. Dopo intervieni, Giovanna, scusami. Allora, dicevo, non sarei così rigido, vanno bene in certe situazioni le considerazioni che fai tu, nel senso che in certe situazioni si può fare la pista vera e propria, la strada addirittura ciclabile, la ciclostrada o la ciclovia totalmente separata come carreggiata, diciamo, idealmente come carreggiata. Non facciamo una rigidità. Io sono convinto, per esempio, che nei territori appena fuori della realtà urbana densa e la pista ciclabile è sufficiente anche se è mista al marciapiede, perché i pedoni sono pochissimi in quelle situazioni. Se c'è una struttura continua vuol dire di qualità, cioè non interrotta continuamente da precedenze, da passi carrai con i salti senza raccordare, ma se la realtà è continua, si può tranquillamente andare anche in comunanza con un marciapiede. In molte zone appena fuori dalla città non ci sono i marciapiedi, se ne fa uno da un lato solo, comune, pista ciclabile, e dà la sicurezza, dà la possibilità di muoversi. Quindi dalle situazioni non farei tanto una rigidità tipologica, piuttosto la qualità di quello che si realizza, che sia appunto continuo, che sia comodo, che non passi continuamente a destra e a sinistra, perché diventa non funzionale, non attrattivo, no? La qualità è bassa. Però da questo punto di vista tante volte basta. Io stesso dal centro di Favaro la sera, per dire, non c'è la pista ciclabile, arrivo in centro a Mestre correndo sul marciapiede, ma il marciapiede dove non c'è nessuno a quell'ora per non stare in strada, non avevo il fanalino, e quindi però è tutto raccordato, cioè non c'è un salto discontinuo, sono tutti raccordati con continuità e si può tranquillamente senza la pista stare sul marciapiede. Ecco, vabbè, questa no, chiaro, cioè, però attenzione, non essere rigidi, perché talvolta basta poco, ecco, basta poco. Però questa cosa dovrebbe essere coltivata, forse chiedendo, io non ho avuto la forza di coordinarla, di fare un disegno, perché sto facendo diverse cose e non ce la faccio, però forse aprire un ragionamento con gli amici della bicicletta perché ci sia un investimento tecnico da parte loro, un'iniziativa coordinata a doppia firma, che ci sia una proposta spendibile a livello politico, con un disegno, con uno schema, con una verifica sostanzialmente delle quali sono le strade su cui effettivamente si può rubare 1 metro o 2 alle corsie stradali, e potrebbe avere una grande immagine di scala regionale con un ritorno secondo me anche immediato, perché questa cosa non ha sostanzialmente oppositorio quasi. E questa è una cosa. L'altra cosa, si stava dicendo prima, il consumo di suolo. Allora, sul consumo di suolo, che tutti quanti echeggiano, tutti quanti stanno giustamente lamentando, ciascuno per le sue cose, perché dove capita il progetto strategico del casello stradale, attenzione, la Regione sta andando avanti sui famosi punti strategici, come si chiamavano, le aree strategiche intorno ai caselli, il PTRC di qualche anno fa, stanno approfondendo, stanno facendo analisi, quindi ci capiterà qualche cosa, attenzione, prima o poi. O dove arriva Amazon, che sono già 2 o 3 località interessate da Amazon, dove arrivano i centri tematici, ci sono diverse realtà in cui con progetti strategici tutti in deroga più o meno ci si trova poi impattati da questo. Scopriamo per esempio che i villaggi turistici in montagna, di cui forse parlerà Giancarlo o la Giovanna tra un poco, che sono in linea, i villaggi sugli alberi in Alto Comelico, no? Addirittura in mezzo a un bosco fanno un villaggio turistico nuovo, parleranno loro, su cui c'è un ricorso di Monte del Business che è molto attivo su questo. Anche quelli sono progetti in deroga alla normativa regionale sul consumo di suolo. Le 2 sono le norme che si sono raccordate, io ne conosco bene una, l'altra più va scoperta. Una è la legge regionale 11 del 2004, che ha sostituito la vecchia legge urbanistica, che aveva un suo sistema di controllo quantitativo delle nuove urbanizzazioni, con il vecchio dimensionamento del piano regolatore, che adesso diventa il PAT, ma è la stessa cosa, in cui c'era una logica di dimensionamento in proporzione al fabbisogno sotto zone comunali a seconda delle diverse destinazioni. E quello era un sistema, diciamo, di contabilità e di controllo. L'altro che si è innestato su questo dal 2019 in poi, che è una legge proprio specificamente fatta con una serie di attenzioni di contabilità di quello che è compromesso, di quello che è consolidato e di quello che può essere in proporzione espanso. Entrambe le leggi hanno un impianto teorico condivisibile, una realtà concreta o inattuata o derogata
sbagliata o farlocca per qualche trucco interno. Allora su questo abbiamo deciso di metterci gli occhi su proposta mia ma anche alcuni altri amici urbanisti, cercando di approfondire, sarà da settembre, cominceremo una prima riunione per capire quali sono i meccanismi interni della normativa, perché spesso i meccanismi interni della norma sono così reconditi, così strani, tecnicamente tecnici proprio, ma che di fatto svuotano la norma. Per dire, la legge urbanistica stabilisce nei PAT nuovi dei limiti quantitativi di possibili consumi di suolo, di capacità insediativa, diciamo, per residenza, distinta per residenza, commercio, terziario, quello che è produttivo. Comune di Venezia, quindi insomma, comune attrezzato, tecnicamente attrezzato per farlo, contabilizza, abbiamo accertato con amici che facevano proprio responsabili di questi settori, le quantità concesse, non fa mai il totale. Cioè nessuno, c'è un programma che carica le quantità consumate di suolo e nessuno controlla se abbiamo già consumato quello che è in riserva. E c'è proprio un meccanismo interno, io posto, ma scusa, c'è nessuno? No, non compare mai. E quindi anche solo l'attuazione della norma esistente, ma bisogna capirlo tecnicamente, capire quali sono i registri che si fa. Allora faremo una riunione per capire quali sono le tecnicalità interne alla legge, i passaggi con uno di noi che è dirigente, è stato dirigente in un settore urbanistico, quindi conosce i meccanismi interni, ce li spiega. Anche io stesso sono un urbanista ma non so i meccanismi interni concreti che si vanno, quindi ci vuole un approfondimento tecnico, ma poi anche una messa a fuoco delle deroghe che si diceva prima. La legge urbanistica ha una sua logica, però ci sono alla fine, non so se 31 deroghe che sono state individuate un po' alla volta. Ogni volta che si fa una legge speciale per consentire questo, quell'altro, l'altro insediamento, che sia turistico, che sia commerciale, si fa la deroga, insomma, praticamente, no? Allora tutti i progetti che vanno in modifica al piano regolatore sono cioè una deroga sistematica, ecco. Allora su questo c'è questa mezza idea che veniva fuori non da me, veniva riportata a me, da Giovanna Deppi, del coordinamento, a merito ciascuno del suo nome, del coordinamento Cadore, che sono in linea coordinamento 2021 degli ambientalisti cadorini, ma veniva riportata portata a loro da Dante Schiavon. Bravissimo. Ecco, che è bravo, è un individualista, non si raccorda molto ai movimenti, non partecipa molto, ma ha una produzione di mail e di circolari notevole, ed è merito suo che aver messo a fuoco questa idea. Allora, va coltivata bene. Stiamo mettendo a fuoco, quindi non ho ancora detto. Allora, l'idea era quella di mettere in piedi un referendum regionale, un'iniziativa di referendum regionale per abrogare in blocco, idealmente se si può, verificheremo, tutte le deroghe. Allora, l'idea non è ancora lanciata e non verrà lanciata pubblicamente per un bel pezzo, perché vogliamo coltivarla e verificarla bene, capirne il senso politico, il senso tecnico, la tecnicalità giuridica anche, no? Perché le deroghe sono veramente molte, può essere un referendum, può essere più referendum per tematismi delle normative diverse, per non mettere troppe cose insieme, per non essere, come diciamo, dichiarati inammissibili per troppa diversità di argomenti. Abbiamo aperto i contatti su questo e ci ha promesso una collaborazione riservata per ora, ma insomma la Chiara Mazzoleni, che è intervenuta un anno fa in modo importante sulla stampa nazionale denunciando questo scandalo del sistema normativo delle deroghe venete. Sappiamo che c'è un gruppetto dentro Lega Ambiente, non ho capito se è Sergio Lironi o chi altro, che nel gruppo c'è un po' un ragionamento in corso e cercheremo di contattarli, e nel frattempo ci praticheremo, questa cosa verrà divulgata non solo ai tecnici ma a chiunque vuole capirci un po' nei propri territori, anche gente che non è schierata. Faremo un po' circolare la voce, anche se non vuole essere pubblica ma larga, diciamo, di questi seminari Zoom che faremo da settembre in poi per impratichirci, e poi cerchiamo di aprire un ragionamento allargato. Faremo sicuramente un ragionamento qui, ma anche con quelli che non ci sono qui, con le associazioni ambientaliste. Faccio una parentesi: la cosa deve essere riflettuta con calma perché sia praticabile e vincente. Può essere tranquillamente vincente, perché su questo, raccogliendo sul tema del consumo di suolo le sensibilità diffuse nel territorio per molti versi, per molte idealità, per diversi soggetti, ma si può avere una forza d'urto notevole, perché è un tema assolutamente vincente e che mette in imbarazzo la controparte politica. Sulle deroghe
furbette vergognose che stanno facendo, ed è una cosa, potenzialmente un tema di larghissimo consenso e vincente se riusciamo a metterlo bene in piedi. Faccio una parentesi quadrata su questo per dire due esempi di cose che stanno partendo male, che sono partite male in modo perdente. Allora, uno è, scusate, lo dico con franchezza, la raccolta firme per le due iniziative di legge sul tema del rimettere a servizio degli investimenti comunali pubblici la Cassa Depositi e Prestiti, e per togliere ai comuni l'obbligo della parità di bilancio, come si chiama quella cosa lì, e sostituirla con un bilancio sociale, un bilancio di genere, non so quant'altro. Due iniziative eccezionali nel merito, sbagliatissime come modalità, perché si sono tradotte in una raccolta di firme per un disegno di legge di iniziativa popolare. In questo momento, con questo Parlamento, è assolutamente perdente. Cioè, io ho partecipato alle riunioni del coordinamento quando si stava imbastendo a Mestre e a Venezia su questo tema. Ho fatto questa domanda: ma scusate, con che speranze di andare in porto? Praticamente nessuna, perché l'unico obbligo che c'è nel Parlamento è di mettere all'ordine del giorno una volta la discussione della proposta. Lo fanno, è finita lì. Non siamo mai riusciti nel passato, quando c'erano ben più consistenti possibilità di ascolto, quantomeno in alcune aree del Parlamento. Adesso che c'è una maggioranza schiacciante e cingolata, come dico io, cioè, è un'iniziativa perdente, nel senso che si mette in moto una macchina che poi produce nulla, ed è, secondo me, immorale o comunque poco conveniente fare uno sforzo enorme, chiedere la raccolta di firme a decine di migliaia di persone per essere improduttivi, no? E questa è una modalità proprio inefficace, idealmente buona, ma tradotta in questo momento. Un disegno di legge non c'è mai stato, esatto, che sia diventato legge in Italia. non c'è mai stato, e tanto peggio in questo momento, è evidente, no? Quindi è proprio perdente, e quindi la modalità è perdente. L'altra iniziativa invece, che è discutibile, Ma lo si fa anche per scuotere le cittadinanza. Sì, però dice allora facciamo un referendum. Allora, il referendum è incisivo, il referendum costringe a doverne occuparsene e a poter modificare la legge. anche con le Allora, successa la stessa cosa. Tu raccoglievi certo. 300.000 firme per le acque e non l'hanno neanche messa all'ordine del giorno. Neanche messa in discussione. Ecco, invece c'è un esempio positivo, parziale ma positivo, nel Veneto, chi se lo ricorda, anni 80-81, il referendum sulla legge per le cave, che riuscì a essere messo in discussione, non arrivò al voto, ma modificò la legge. Dovettero correre a modificare la legge, che migliorò un po'. Per paura di fare il referendum. Questa cosa è efficace. Allora, il referendum invece per le due proposte, sono due temi, se non sbaglio, due quesiti, sulle armi e la... A pochi voti bisogna... Sì, ma l'errore è tecnico. Cioè, non è solo tecnico, l'errore è di iniziativa. Nasce questa cosa in una realtà molto marginale, non coordinata dalla Liguria, da un gruppetto sempre in Liguria, che non ha coinvolto nel pensiero, nella discussione, nella messa a punto tecnico, nessuno del mondo della rete pacifista e non violenta nazionale, nessuno. Rete Pace e Disarmo non è stata coinvolta, i non violenti, Beati Costruttori di Pace, Pac Christi, Link, nessuno. Si sono inventati una cosa, Mao Valpiana appena l'ha saputo, ha scritto una cosa, la posizione del movimento non violento, ha spiegato intanto che questa cosa è nata in modo totalmente scoordinato e non condiviso, quando queste realtà stanno facendo dello sforzo notevolissimo in questi mesi per sostenere gli obiettori di coscienza ucraini e russi, per la rete internazionale. C'è stato un convegno a Vienna dei movimenti 2 settimane fa, interessantissimo, c'è tutto uno sforzo notevole e noi siamo occupati lì, però anche discutiamo, ma poi alla verifica si scopre che queste due leggi non incidono una virgola sul tema dell'Ucraina, perché le norme di legge che vengono chiamate per consentire al governo la cessione delle armi già nazionali all'Ucraina è tutt'altro dalla norma del referendum, che invece riguarda l'autorizzazione del governo alla vendita sul mercato internazionale per industrie private. Non c'entra nulla, quindi è una cosa inefficace, si mette in piedi una cosa illudendo di poter incidere e invece non incide un cavolo. Quindi anche questa è un'iniziativa, come dire, modalità sbagliata. In quel caso l'iniziativa è scordinata e non è pensata in modo collettivo, e quindi vuol dire che tu parti da solo e parti rischiando, azzardando di avere forze e di non averle, no? E poi comunque tecnicamente è illusoria, no? Allora,
queste due cose, questi due errori li vogliamo evitare, proprio evitare questa cosa. L'obiettivo sarebbe la speranza di poterla mettere in piedi per la primavera 2024, ma se non ci si fa, meglio darci tempo e vediamo, ragioniamo, insomma, ecco, il 25 ci sono le elezioni, poi dobbiamo capire se si può sommare le elezioni, se conviene, se si fa l'action day oppure no. Abbiamo un ragionamento strategico. Le elezioni saranno il 26 probabilmente. Ah, perché c'è il rinvio, esatto, c'è il rinvio Olimpiadi. Guarda, stanno facendo un rinvio Covid. Sì. Il 25 sta diventando perché siccome in questo caso devi parlare sul microfono. C'è l'altro microfono, scusa. no, non c'è più. Attenti a questo. Il rinvio lo stanno discutendo perché i sindaci eccetera hanno detto abbiamo avuto 2 anni in cui praticamente abbiamo avuto le ali tarpate, vogliono governare un anno di più, però succederà che tutto quello che scade nel 25 probabilmente scadrà nella primavera del 26. Questo è quello che si legge, non è deciso ancora, sono le parole che dicono. Sì, si chiama anche rinvio Zaia Olimpiadi, ma insomma, in modo di poter avere le elezioni dopo le Olimpiadi invernali, insomma, questo è retroscena. Va bene, allora, quindi evitiamo di questi 2 errori, va pensata bene, in modo democratico, partecipato, va benissimo, e quindi questo tema del consumo del suolo può essere declinato poi in ciascuna realtà in modo diverso, dalla montagna a Caorle, insomma, o a Erclea, o dove ci sono i problemi più diversi, a Venezia, al piccolo comune. Sul consumo di suolo è una realtà su cui si può investire, che avremo sempre più urgenza. Terza cosa che secondo me diventa all'evidenza potenzialmente di scala regionale, diciamo l'emergenza acqua-fiumi, che è anche qualità dell'acqua, ma è anche quantità di acqua e fiumi. Sul tema ci sarà questa emergenza doppia della ex siccità che diventa poi alluvioni recentemente, su cui ci sono poteri straordinari che stanno avanzando a tamburo battente, dal commissario ex siccità, poi faranno i commissari in Emilia Romagna, ma poi diventerà tutto un sistema di deroghe. Il piano Laghetti, o cosiddetto piano Laghetti, piano invasi, nel frattempo si metteranno in moto tutte le... è tornata Katia? No, non c'è ancora, non lo vedo. No, eventualmente sì, Giovanna, ma Katia Zanata è una persona che segue, che c'è un attimo, poi aveva una visita medica, stamattina si è sconnessa, forse torna dopo, non ho capito bene, che è un esponente del coordinamento del gruppo dove si chiama comune che si impegna per la tutela delle grave di Ciano del Montello contro le casse del Piave. Di Sernaglia e Ciano del Montello, insomma, sono quei 2 comuni, uno di fronte all'altro, mi pare. E lì ci sarà il grande tema regionale di queste grandi casse che sono un asilo da 40 anni e che andrebbero a distruggere totalmente per cementificare in parte e falsificare con scavi profondi quella che è una zona di grande valenza ambientale, questione grave, con delle rarità, dei pregi di specie e habitat prioritari addirittura per la normativa comunitaria. Si spera di attivare un'interlocuzione forte con la Commissione europea per la tutela di queste, e lì sostanzialmente vogliono farle lì a monte del ponte di Ponte Priula, per non farle a valle dove sarebbe naturale farlo, perché c'è l'allargamento del fiume, quelle che sono le gravi di Papadopoli, dove naturalmente il fiume si allargava e ha argini larghissimi. C'è un'isola Papadopoli che non è protetta, non è tutelata da sicurezza idraulica, non ha argini e si sa che è sempre da sempre destinata eventualmente all'esondazione, ma siccome a valle del fiume del ponte di Ponte Priula ci sono ben 4 cavatori che hanno la sede centrale lì con tutti i loro impianti proprio a monte e poi nei Papadopoli c'è la diffusione enorme dei vigneti del Prosecco, no? E quindi coltivatori e cementisti e cavatori sono accordati, facciamola lì che non ci disturba, no? Ecco, dove invece sarebbe naturale farla, oppure con un approccio più intelligente, più adattivo, più diffuso, facciamone distribuite di dimensioni minori, magari anche più a monte, magari più radicali,
irrigate. C'è tutto un ragionamento da fare sull'acqua per evitare che l'acqua venga trasportata sempre più a valle, venga invece trattenuta a monte, perché si ripristini tutta la capacità di rallentamento e di invaso della rete minuta dei fossi delle scoline, stirate invece a bolla perfetta con i trattori col satellitare, invece, per cui non c'è più una zona dei campi che viene allagata, non ci sono più scoline che accumulano l'acqua perché sennò disturba, e tutta viene trasferita a valle, diventa un casino, no? Ecco. E invece ripristinare la capacità minuta di alimentazione della falda trattenendo a monte, e qui vuol dire con la forestazione, per esempio, mettere in piedi un ragionamento obbligatorio ma incentivante, anche economico-tariffario, con i consorzi di bonifica, che possono modulare le loro tariffe in funzione della sostenibilità o meno del sistema di appoderamento e di coltivazione, per cui se uno riserva il 5% della sua superficie alle fasce tampone filtro, si chiamano, lungo i corsi d'acqua, in modo che questi filtrino l'apporto di nutrienti, trattengono maggiore acqua al monte, insomma si faccia un sistema controllato con poco, si può incentivare la tariffa. A chi non la fa, al contrario, si penalizza, si modula questa cosa e si moltiplica. Però ci sono delle esperienze interessanti, delle sperimentazioni nelle aziende sperimentali della regione di Veneto Agricoltura, per esempio, con tanto di manuali fatti, e queste cose aspettano di essere realizzate, poi ci si dimentica. Ci sono delle sperimentazioni fatte in modo intelligente da qualche consorzio. È un tema che è difficile da toccare, perché quando si parla di Michele. C'è quasi sempre la risposta negativa, no? Ma come adesso? E invece c'è da fare, e questo documento che adesso vi ho dato a mano e che verrà distribuito a tutto il Forum Veneto via mail nei prossimi giorni, perché è un documento pubblico che è stato formulato da una serie di persone che su questo lavorano da anni, sulle acque, fra cui centri come il CIRF che hanno competenza addirittura mondiale, cioè è uno dei centri di eccellenza mondiale e ha sede nel Veneto, riqualificazione dei fiumi, che bisogna su questo andare al cesello, cioè non dire no o sì, ma dire come, perché è giusto trattenere le acque a monte, ma bisogna vedere come, in che modalità. Ci sono le espansioni per cui si dà un contributo al contadino che sa che una volta ogni 2 o 3 anni probabilmente verrà invaso dall'acqua, in quel momento lì lui sarà pagato per questo motivo e così via. E questo tema è fondamentale, perché quando si parla di resilienza, insomma, caspita, questo è il minimo della resilienza, cioè dovrai pure sopravvivere di fronte a questi fenomeni pazzeschi che stanno venendo avanti, come quello di cui abbiamo avuto esperienza in questi ultimi mesi in Romagna. Questa cosa qua è un tema che secondo me nel Veneto potrebbe essere affrontato benissimo. Questo tema per esempio delle capacità di ritenzione a monte delle acque in modo distribuito sulla rete storica delle scoline, dei fossi, si coniuga con la questione del rimettere naturalità nei deserti dell'agricoltura intensiva, che vuol dire per esempio ripristinare la presenza delle siepi e delle reti, come si chiamano, le reti ecologiche, no? Che vuol dire poter conservare una biodiversità minuta degli insetti, delle api, dei calabroni, dei mosconi, tutta questa la fauna degli insetti che è fondamentale, che sarà sempre più preziosa per la impollinazione, per esempio, no? E anche comunque per la biodiversità, no? Quindi mette insieme a livello distribuito anche nei comuni più persi una possibilità di ragionamento nel territorio adattivo, ma anche a scala urbana, ma anche... Dammi la parola alla Giovanna adesso. Sì, finisco, anche a scala urbana, perché il tema della forestazione urbana, come diceva Michele, ma anche della forestazione urbana per la gestione delle acque urbane, i piani delle acque urbane, il piano anche della capacità di ritenzione idrica negli invasi. Ci sono delle esperienze in Veneto e in Toscana di rialimentazione della falda
con riciclo delle cave, progettazione ambientalista, però ambientalista perché cosa si sta rischiando di vedere? Che si tecnicalizzi la funzionalità e che se ne faccia una interpretazione di macchina cementista, cioè le casse di laminazione che hanno in testa, che hanno realizzato a Vicenza, no, o che hanno in testa a fare sul Piave, sono delle enormi voragini che vanno scavate di qualche metro, arginate in terra o in cemento, artificializzate e stirate e devolute totalmente solo alla funzione idraulica, senza nessuna naturalità. E invece è possibile forse anche declinare questa capacità di laminazione in modo naturalisticamente compatibile, meno capace, quantitativamente più ridotto, ma più distribuito. Quindi è possibile questo tema delle acquafiumi, che vuol dire anche qualità delle acque dagli inquinamenti, ma il tema del flusso ecologico, del flusso minimo vitale, come si diceva prima, no? In momenti di siccità e di scarsità d'acqua, mantenere, già la legge regionale, la regione voleva derogare alla norma comunitaria sul deflusso minimo vitale o deflusso ecologico, perché se no manda in crisi i vigneti e quant'altro, no? Questo fa bisogno, ma se si impoverisce di fiumi l'acqua, i fiumi dell'acqua, non c'è più la capacità di depurazione di quelli che sono gli scarichi nei fiumi, e quindi si avvelena e muore tutta la fauna, ma poi si avvelena l'acqua e arriva l'acqua inquinata. C'è il tema dei depuratori che vanno filtrati a valle facendo delle zone di fitodepurazione, di ulteriore, si chiama alleggerimento degli nutrienti che comunque rimangono, anche se depurati, ma rimangono. Quindi questo tema dell'acqua a fiumi, quantità e qualità, può essere gestito in modo intelligente di fronte alle emergenze che vengono avanti, se si riuscisse a declinarlo con un sistema comune, con quel documento che è molto bello, quindi l'ho proposto perché sia appunto diventi comune, e su questo provare a coordinare le esperienze, le migliori pratiche e le iniziative. Su questo, questa è una modalità. Dicevo, sulla mobilità è più difficile, oltre che le piste ciclabili va benissimo, dovremmo rimettere in piedi un'attenzione capace di controllo sul sistema ferroviario, secondo me, ma lì un po' rischia di sfuggirsi, perché manca un centro di riferimento, non c'è più il sistema ferroviario metropolitano, la discussione sugli orari ferroviari, perché di questo stiamo parlando, è tutta interna al momento concessorio tra la Regione e FS, che ha acquisito per un altro po' di anni senza gara la concessione del servizio regionale, e lì è questione anche molto organizzativa, molto sindacale, molto tecnica, e trovo difficile che, così come è tecnica la discussione sulle società di trasporto provinciali che hanno la concessione per il trasporto exurbano, lì ci sono questioni sindacali, questioni organizzative, questioni di efficienza, e quindi è un po' non siamo riusciti a mordere, ecco, diciamo. Sulle autostrade c'è l'emergenza grossa di mobilità, secondo me strategica, della estensione del sistema del pedaggio concesso a un privato della strada tra Meolo e Jesolo, no? La famosa Mare. Sì, non è da Meolo, dal casello di Meolo fino al mare, e lì c'è un territorio che è sensibile, i sindaci stanno ponendo problema, hanno capito che qualcosa non funziona, il rischio è che venga assegnata agli stessi della Pedemontana, cioè non paghi di aver avuto un fallimento totale, la stessa Sissa c'è da ridere piuttosto che non piangere. Però è una cosa che è molto tecnica, che va affrontata localmente, non so se abbiamo altre cose a rischio. Però questi tre temi potrebbero essere temi strategici molto unificanti, che mettono insieme l'altro quarto ragionamento, che adesso cedo la parola ai Montani, che è il tema delle Olimpiadi, e lì mi fermo, così magari cedo la parola a Giovanna o a Giancarlo. Giancarlo è Mountain Wilderness. Era Michele che aveva chiesto la parola sul Piave. Michele Cesco aveva chiesto la parola. Ah, perfetto, va bene, adesso vediamo, parlano un po' loro, ecco. Benissimo. Sì. Mi sentite? Sì. Abbastanza. Fatti vedere Michele. Sì. Allora, io ho già partecipato ai vostri incontri qualche anno fa. Sono qua in rappresentanza del comitato Graveciano per l'avvertenza delle casse espansione che avete parlato voi prima. Questa questione deve fare un salto uno step più alto. Non si può più parlare solo di casse espansione a Ciano, sì o no, perché la problematica, come l'avete un po' anticipata voi, è molto più grande di quella che la Regione
sta affrontando, e cioè dobbiamo mettere insieme le due criticità che ci hanno spiegato bene i climatologi. Poco tempo fa noi abbiamo avuto anche ospite il professor Antonelli di Roma, ricercatore del CNR, che ci ha spiegato bene come sarà il cambiamento climatico qui nelle nostre zone. Quindi noi avremo queste due emergenze da affrontare. Uno, la siccità, e soprattutto legata alla capacità che avremo di immagazzinare acqua per affrontare questi periodi. Perché? Perché non avremo più le nevi che alimentano i nostri bacini fluviali. Noi abbiamo dei bacini fluviali appunto di carattere alpino, e quindi l'acqua che abbiamo nei nostri fiumi viene generata dallo scioglimento delle nevi. Questo non avviene più perché non nevica più per colpa dei cambiamenti climatici. Quindi il modo in cui abbiamo in questi anni gestito la conservazione delle acque deve cambiare. Dovremmo essere capaci di intercettare quell'acqua che arriverà con queste grandi piogge monsoniche, che saranno fenomeni sempre più presenti. Quindi quest'acqua che arriverà tutta in una volta e che se ne va, come abbiamo sempre gestito adesso, velocemente al mare. Dobbiamo invertire questa cosa, però per farlo serve un progetto di scala ad ampio raggio, e bisogna guardare il problema sull'intero territorio veneto. I più grandi dispensatori, allora, il modo migliore che ci dicono anche gli ingegneri idraulici del CIRF per stoccare acqua è stoccarla nelle falde, non nei bacini, non costruire bacini artificiali. Perché? Perché il problema dei bacini artificiali, uno è l'impatto che facciamo dove costruiamo questi buchi per conservare acqua, e che non sono fatti così, come si può dire, in modo naturale, ma sono fatti usando di nuovo cemento. Non è un caso che i cavatori spingano su questa cosa. E quindi si vorrebbe, secondo chi sta governando adesso, fare tutta una serie di bacini in montagna per conservare quest'acqua. Il CIRF ci dice che ci esponiamo a dei grossi problemi. Uno, perché l'acqua esposta alla luce, al sole, evapora velocemente. Il riscaldamento dell'acqua dentro questi bacini può creare delle alghe che creano cianotossine, quindi non potremo neanche più usare quell'acqua perché verrà avvelenata. Il modo migliore, secondo gli studi europei, è quello di ricaricare le falde, e proprio qui nella zona del Montello, o comunque nell'alta fascia delle prealpi, è la zona di ricarica delle falde che alimenta tutta la pianura veneta. Allora, se vogliamo ricaricare le falde, ci sono diversi modi, ma il primo sistema principale che ricarica le falde sono i grandi fiumi. Non stiamo parlando di canali artificiali, ma stiamo parlando di grandi fiumi che hanno nel tempo creato questa capacità di ricaricare le falde attraverso i bacini idrofici. Per fare questo dobbiamo rallentare quella che è la corsa dell'acqua e non velocizzare come abbiamo fatto in questi anni per farla arrivare più veloce al mare. Quindi quelle che sono le normative europee, la 2060, che è venuta fuori, pensate, 23 anni fa, avevano già previsto queste cose, e l'indicazione è rinaturalizzare i fiumi e ridare spazio ai fiumi. Questo serve, uno, con i sistemi con l'ecologia fluviale, avere un'acqua di qualità, perché l'ecologia, i sistemi fluviali, o meglio, i sistemi naturali fluviali hanno la capacità di rigenerare l'acqua da quello che è l'inquinamento, perlomeno fatto da sostanze organiche che vengono immesse nel territorio. La seconda è
ridare spazi ai fiumi, perché questi riescano a distribuire l'acqua nel territorio e ricaricare le falle. Quindi bisogna rallentare questa velocità. Quando si sente parlare di, come adesso nel Piave, dobbiamo pulirlo, dobbiamo tagliare gli alberi dentro, sbagliatissimo. Sono tutti interventi che vanno a scassare quello che è il sistema naturale che abbiamo per ricaricare le falle. Si parla di casse di espansione, sbagliatissimo. Ci sono altri sistemi per mettere in sicurezza il fiume. Tra l'altro, il progetto delle casse di Ciano vuol dire fare una cassa in un ambiente, come avete detto voi, protetto Rete Natura 2000, quindi uno dei pochi lembi che ci sono rimasti in Veneto. Ad esempio le Grave di Ciano sono dei magredi, dove abbiamo le orchidee, dove abbiamo molte specie in lista rossa, dove abbiamo, con gli ultimi studi che sono stati fatti, anche dimostrato che c'è una correlazione diretta, un interscambio diretto tra quello che è il sistema Grave con il sistema Montello e dall'altra parte, in sinistra Piave, con il sistema delle fontane bianche. Quindi stiamo parlando dell'intero quartiere del Piave. Fare le casse a Ciano, dove abbiamo un tratto di fiume che abbiamo una pendenza di 70 metri, abbiamo un fiume a carattere torrentizio, l'acqua è velocissima. Fare le casse vuol dire restringere l'alveo da 3 km che è adesso a 500 metri. Per questa ragione sarà obbligatorio, e questo ce lo dicono ingegneri idraulici come Andrea Marion, sarà obbligatorio fare un sbarramento per regolamentare la velocità dell'acqua a Sernaglia. Quindi ritorna in auge anche la diga di Falzè, quella che discutevamo ancora 15 anni fa. Quindi un'opera chiama per forza l'altra. Questa vuol dire scassare completamente quello che è il patrimonio naturale che abbiamo in quartiere del Piave, che riguarda Montello e sinistra Piave. Gli interventi migliori che ci dicono gli ingegneri idraulici, come ad esempio casse di espansione, ma non sono solo quelle, si fanno dove il fiume comincia a rallentare e non ha più quella forza di velocità dell'acqua erosiva, devastante, ma diventa molto più lento e quindi diventa molto più semplice controllare l'espansione delle acque. Una delle possibili soluzioni che andrebbe a risolvere altri problemi sarebbe ad esempio nel basso tratto del Piave o nel medio o basso Piave prevedere delle aree agricole esondabili controllate. Questo avrebbe un doppio effetto. Uno, poter ricaricare le falle. Il secondo è contrastare la desertificazione. Perché ricordiamoci, ce l'hanno insegnato gli egiziani, i fanghi, il limo che portano fuori le piene, è un limo molto fertile. E questo andrebbe a contrastare la desertificazione fatta dall'agricoltura intensiva usando fertilizzanti chimici che sono stati usati minimo per 50 anni ormai. Quindi questo è un aspetto. L'altro aspetto è riuscire, ne avete un po' accennato, riuscire quel 50% di superficie che non abbiamo ancora cementificato in Veneto, riuscire a farla diventare più permeabile. C'è stato un progetto, il Beware, fatto nella zona di Sandrigo, di Vicenza, è un progetto LIFE, dove si sono fatti con degli semplici interventi, non molto costosi, dei giardini percolanti, delle soluzioni che possono far sì che l'acqua di ruscellamento, al posto di scaricarla nelle fognature bianche oppure nei canali di scolo, trattenerla e farla percolare in falda in modo più lento.
Questo avrebbe un doppio effetto. Uno, ricaricare le falde, che ne abbiamo assolutamente bisogno, perché se parliamo con, ad esempio, Consorzio di Bonifica Piave o ATS Servizi, che è il servizio di rete idrica dell'Alto Veneto, dove siamo noi, ci dicono che siamo in grossissima crisi idrica. Tutte le falde sono molto al di sotto della soglia, quindi abbiamo già questo problema che non abbiamo acqua. E allora, se mettiamo tutta questa discussione di mettere in sicurezza il Piave per una questione idraulica, non basta più parlare di una cosa, bisogna mettere insieme tutti gli elementi se vogliamo andare nella direzione giusta e non creare altri disastri come li abbiamo già creati. Ricordiamoci che nel Medio Piave, grazie ai signori cavatori e al genio civile che ha autorizzato le scavazioni, abbiamo un'incisione di 10 metri del livello del piano campagna. Questo fa sì che... La falda non arriva più in molte case che erano alimentate e non si fa l'abbassamento dell'incisione dell'alveo ha abbassato la falda. Sì, è vero. L'incisione del fiume crea l'abbassamento delle falde, perché tutte le falde si abbassano al livello di dove corre il fiume non ha più la capacità di divagare, quindi di andare con i bracci intrecciati a distribuire l'acqua e a ricaricare le falde. Spariscono tutte le zone umide, che sono quegli ambienti più ricchi di vita e quella vita che serve per ripulificare l'acqua. Quindi abbiamo tutta una serie di perdite. La narrazione che sta facendo adesso la Regione Veneto è completamente fuorviata, proprio perché è tutta spostata nell'interesse di pochissime persone. Non a caso si vogliono fare le casse a Ciano perché ci sono le ghiaie. Parliamo di un'escavazione di 20 milioni di metri cubi di ghiaia per costruire questo buco dove mettere l'acqua. Parliamo in una zona altamente carsica, nessun ingegnere o geologo ci sa dire con certezza cosa succederà stoccando anche per poco tempo l'acqua in questi bacini artificiali. Quindi capite che il problema è molto più grande di quello che la Regione sta cercando di far passare. Quindi non è solo una battaglia ambientalista, ma diventa una battaglia proprio per garantire quel bene primario a tutti. Ma allora o si affronta l'argomento mettendo insieme tutti i pezzi, oppure affrontando solo per nicchie, per comparti, rischiamo di fare grossi problemi, grossi disagi. Grazie. Grazie a te, rimani in linea perché poi ne discutiamo. Lasciamo la parola adesso ai Montani, a Giovanna e a Giancarlo se vogliono intervenire, o Roberto, a Maestro se vuole anche. Poi torniamo su questo argomento, quindi stiamo tutti in linea, grazie. Ciao ragazzi a tutti, buongiorno, grazie di questo intervento che è stato molto interessante. Riguardo sia il consumo di suolo. Mi sentite? Sì, presentati. Sì, allora per chi non mi conosce sono Giancarlo Gazzola, vicepresidente di Mountain Wilderness Italia, un'associazione di alpinisti a livello nazionale e internazionale che opera appunto per la tutela dell'ambiente montano. Comunque collaboriamo anche e interveniamo su problematiche anche di pianura, perché ricordiamoci che la montagna ha le radici in pianura, quindi se non rispettiamo la pianura non potremo avere l'ambiente montano in regola e tutelato. Quindi ben vengano le iniziative anche in pianura che servono moltissimo. Sono molto d'accordo con quanto ha descritto Michele Cesco riguardo all'escavazione di Ciano, perché sarebbe davvero un danno ambientale enorme e a mio avviso anche molto pericoloso in caso di grandissime piogge, perché come ha detto il nostro amico il Piave verrebbe ben ristretto. Quindi immaginiamoci con queste piogge monsoniche che stanno arrivando in questi ultimi tempi cosa potrebbe accadere in quelle zone. E lo stesso problema comunque l'abbiamo in montagna, perché in certe zone anche del Piave, dove poco dopo le sorgenti c'è il problema sia delle centraline per produrre energia, dove chiudono e stringono il fiume
e quindi viene bloccata l'acqua, viene consumata per generare energia elettrica, che è una minima parte di energia che viene prodotta, naturalmente solo interesse per chi costruirà queste centraline, e quindi ci sarebbe anche un danno enorme a quell'ambiente naturale, perché l'acqua verrebbe incanalata in tubazioni e quindi quel tratto dove ci saranno queste centraline l'ambiente viene totalmente danneggiato. Un altro danno che stanno facendo, e io ho notato sulle zone di Roccapietore, dove c'è stata la famosa tempesta Vaia che ha distrutto, che c'è stata l'alluvione più che il vento ha fatto il danno, sono state le grandi piogge che sono entrate dentro i serai di Sottoguda, e per rallentare l'acqua avevano creato delle briglie fatte in cemento. Non so se avete presente, in certi torrenti di montagna fanno delle costruzioni in cemento che sbarrano un po' il torrente nella discesa per impedire a dei sassi, alle sabbie di continuare a rallentare, secondo loro, il flusso dell'acqua. Invece abbiamo visto con la tempesta Vaia che le briglie, addirittura fatte in cemento armato, sono state spazzate via dalla forza dell'acqua e quindi hanno creato un grande poi sbarramento dove è stato la zona dei serai Sottoguda è stata allagata, e quindi sono molto pericolose. E inoltre queste briglie impediscono alla sabbia di montagna di scendere giù nei fiumi, perché ricordiamoci che la sabbia che abbiamo al mare è prodotta appunto da queste sabbie che scendono dai fiumi delle montagne, e quindi abbiamo sempre meno arrivo verso il mare di queste sabbie molto importanti. E poi per il consumo di suolo che abbiamo noi in montagna sta diventando molto grave, perché la regione Veneto sta spingendo molto per far costruire cose veramente assurde in montagna, in zone, in aree molto umide e delicate, tipo quel progetto famoso che avete accennato prima di Meister, che vogliono costruire quelle famose palafitte, quelle case in legno su una zona tra Auronzo e Misurina. È un progetto veramente assurdo, inutile, non porterebbe nessun sviluppo economico al comune di Auronzo, come il signor Alex Meister vuol vendere, ma sarà solo una ricchezza per questo imprenditore, a danno di tutta la zona di Auronzo, che avrebbe tutto un territorio devastato di quest'area. Pensate che il progetto è di 23 chalet, 15 case verrebbero costruite sugli alberi, come le case di Tarzan, non so poi che cosa, con un costo per gli ospiti, naturalmente tutti ospiti molto ricchi, si parla di 500 euro circa a notte per dormire in queste palafitte, e ci sarebbe un consumo di suolo di 33.000 metri cubi di terreno naturale e protetto, con una grande area molto molto importante, di un'area millenaria che verrebbe distrutta. Poi cosa ha fatto il nostro caro Zaia? Ha fatto un altro progetto dove vorrebbe far costruire sopra i 1600 metri delle altre costruzioni, perché fino adesso dai 1600 metri in su non si poteva costruire. Adesso stanno tentando di fare una legge dove poter di nuovo costruire, oltre quelle quote, delle abitazioni, dove loro stanno vendendo dei progetti per permettere alla gente, naturalmente con enormi costi, di andare in montagna a farsi delle vacanze per poter guardare le stelle. Figuriamoci queste abitazioni con delle aperture enormi di vetro, magari tutte belle illuminate, cosa potranno vedere le stelle con tutta questa illuminazione, senza nemmeno considerare il disturbo che potrebbero creare gruppi di persone che arriverebbero a quelle quote per gli animali, magari con la chitarra, con strumenti elettronici e quant'altro, perché poi... Giancarlo, il progetto di Auronzo è stato bloccato? No, stiamo adesso, allora, con Italia Nostra, poi Giovanna Ceiner, se vuole intervenire, abbiamo fatto un ricorso contro questo progetto, un'azione legale per impugnare davanti al TAR del Veneto la delibera del comune di Auronzo, che dopo una riunione, il giorno dopo la riunione che aveva fatto con i cittadini, dichiarava che questo progetto turistico era di interesse pubblico.
Quindi noi con Mountain Wilderness Italia Nostra abbiamo impugnato questa cosa, adesso stiamo a vedere come andrà a finire. Vuol dire deroga a tutti i sistemi normativi, consumi di suolo, leggi urbanistiche e quant'altro, andare addosso ai comuni in modo coercitivo e prendere la competenza direttamente regionale in barba a qualsiasi altra normativa urbanistica locale. Ok. Ecco, se dopo in merito può intervenire adesso anche Giovanna, se ci sente, se la vedo collegata. Poi Giovanni abbiamo. Ciao anche Debbie. Ciao. Sei Giovanna? Ciao, vi sento benissimo. Ciao Giovanna. Mi sento bene. Ciao, eccoci qua. Intervieni, dai, tu. La nostra voce del coordinamento. Mi sento male. Carlo, dimmi a Giancarlo di finire. Giancarlo, finisci pure, scusa, mi sto interrotto. Vai, continua ancora Giancarlo. Sì, no, dicevo appunto che questo problema qui delle costruzioni in montagna sta diventando quasi una moda, perché bisogna assolutamente portare tutti i benefici che le persone di pianura godono, portarle assolutamente in montagna. E poi c'è il discorso molto grave con il discorso delle Olimpiadi di invernali Milano-Cortina 2026, che con la scusa di eliminare il traffico a Cortina in quelle zone olimpiche, con la scusa di eliminare, appunto, ripeto, il traffico, ma costruendo degli impianti di funivie nuove, con la scusa di lasciare le macchine giù e far viaggiare le persone in queste giostre di funivie, di collegamenti sciistici inutili, assurdi, perché voglio vedere io le persone che arriverebbero a prendersi l'impianto di funivia, una famiglia magari di 4 persone, mamma e papà e 2 figli, quanti soldi possono spendere in una giornata lasciando l'auto giù in un parcheggio lontano e avvicinarsi a Cortina con questi impianti. I costi sarebbero molto alti e quindi le persone credo che non abbandonerebbero l'auto comunque e preferirebbero salire con l'auto. Quindi avremo la costruzione di impianti sciistici con soldi pubblici che arriverebbero con i soldi delle Olimpiadi, come ne stanno arrivando a valanga, perché guardate i progetti nuovi che stanno definendo, siamo dai nostri calcoli fatti intorno ai 4 miliardi di euro per queste Olimpiadi. E basta vedere l'impianto della pista di bob, che sarà una pista inutile, che finite le Olimpiadi non sarà usata assolutamente, perché i costi sarebbero molto alti poi per mantenerla attiva. Siamo già a 125 milioni di euro e non è ancora incominciato l'impianto, quindi figuriamoci se riusciranno a farlo nei tempi che ormai sono ristretti, quanti soldi butteremo via ancora di denaro pubblico. Posso dire qualcosa in merito? Certo, Giovanna. Sì, a Giancarlo gli ho spiegato il quadro. Presentati, Giovanna. Giovanna c'è in Italia Nostra, sezione di Belluno. Allora, noi abbiamo fatto ricorso al TAR contro il progetto della pista da bob, al TAR del Lazio. Prima al TAR Veneto, poi il TAR Veneto ha dichiarato la sua incompetenza in merito perché è un'opera nazionale e quindi di interesse nazionale, quindi è andato al TAR del Lazio. Abbiamo fatto prima un progetto contro la demolizione della pista perché è stata dichiarata un bene culturale e ai sensi della legge del codice dei beni culturali non avrebbe dovuto essere demolita. Purtroppo ci hanno risposto, non ci hanno risposto, sono andati avanti. Anche la sospensione che abbiamo chiesto è stata praticamente, ci hanno detto no, che non era possibile. Adesso abbiamo fatto ricorso contro il progetto definitivo e abbiamo anche, c'è un punto nel nostro ricorso che riguardano le valutazioni. Non è stata fatta una VAS di questo progetto, ma soprattutto non è stata fatta una VAS di tutto il piano delle opere delle Olimpiadi, una VAS nazionale. Carlo su questa cosa è molto efferato. Non è stata fatta neanche una via e la vinca che è stata fatta incompleta e soprattutto fotocopia, perché ormai si fanno le vinca fotocopie di tutti questi progetti. C'è un altro progetto
che è di grande impatto e soprattutto... Sul Bob, precisiamo che non è la ricostruzione della pista di si allarga molto, c'è un abbattimento di quanti alberi, non ricordo. Sì, allora, noi abbiamo dichiarato, cioè contestato il fatto che non è stata fatta la via, perché sono stati eliminati, saranno eliminati 3 ettari e più di bosco. Fino a 2,5 ettari è possibile, perché essendo quella un'area a vincolo paesaggistico, la legge prevede che fino a 2,5 ettari di disboscamento la via si possa non fare. Ma in questo caso qui, a parte che loro stessi hanno dichiarato che rispetto al progetto di prefattibilità tecnico-economica, questo progetto avrà un'espansione maggiore di ettari. Parlano di più di 11 ettari di tutta quell'area di Ronco. Per giunta modificano la viabilità interna, prenderanno l'acqua dall'acquedotto per fare il ghiaccio e anche dalla sorgente del laghetto Bandion, che in questo modo è destinato a sparire, un laghetto naturale che è destinato a sparire. Tutto ciò noi abbiamo contestato nel nostro ricorso e vediamo, adesso aspettiamo che esca il bando dell'appalto, tuttora non c'è soltanto un preappalto. Oltretutto hanno i costi generali sono stati stralciati, per cui faranno un bando di 81-85 milioni per realizzare la pista, ma non hanno contato quello che hanno speso prima e quello che, insomma, le spese, che diciamo che fatto un conto anche da loro stessi, però a stralci, un totale di 125 milioni di euro, alla faccia del costo zero. Costava di meno, molto di meno andare a Innsbruck, e dove non costava assolutamente niente per lo Stato italiano, ma soltanto l'affitto della pista. Comunque le cose vanno così, questa è un'opera strategica, un'opera dove il governo ci sta mettendo la faccia. E noi abbiamo coraggiosamente fatto ricorso. Come questa situazione. Comunque la situazione in montagna è grave, gravissima. Ci sono, oltretutto il terreno è fragile, frana ovunque. È prevista un altro progetto a Cortina di mobilità intermodale che prevede una funivia che dall'area del cimitero, area Apollonia, arriva a Socrepes, per evitare il parcheggio delle auto appunto a Socrepes, per poi andare a sciare in Tofana. E questa funivia in 2 tronconi è su un'area di pericolosità P3 o P2 e praticamente non può non essere su un'area di pericolosità dove c'è una frana che avanza di 1,5 metri all'anno. Lo sanno benissimo, lo sa l'autorità di bacino che l'ha fatto rilevare ai progettisti. Stanno studiando. È quella di destra Voite di fronte a Cortina? Esattamente. Questa funivia poi servirà un grande parcheggio di 700 e più posti. Secondo la provincia il numero dei posti dovrebbero essere di più, questo ha detto la provincia, per cui devono fare una via su questo, ma comunque faranno una VAS di tutto questo. Ha 3 piani di parcheggi sotterranei con centro benessere, ristorante panoramico, terrazza, disco bar, negozi e un tapis roulant che dal secondo livello passa, si chiama mobile walking, passa sotto Cortina con metà proprio sotterraneo e metà diciamo all'aperto, quasi aperto, sbuca in Corso Italia per una fermata intermedia e poi prosegue, arriva fino alla funivia del Faloria. Questo è stato studiato. Sì, è una cosa tutta così, e naturalmente in conflitto con aree
con aree delicate, perché lì dunque in conflitto con la rete fognaria, in conflitto con la rete dell'acquedotto, passa sotto le scuole dove è stato rilevato anche lì un terreno fragile e geologicamente instabile. E tutto questo per fare in modo che gli sciatori nella stessa giornata dalla Tofana passino a sciare in Faloria e per risolvere il problema dei parcheggi. Un problema che non risolvono perché non hanno fatto un piano di mobilità di Cortina. Non si sa se effettivamente gli sciatori della pianura andranno a parcheggiare lì oppure preferiranno fare il falzarico e poi scendere a Socrepes anziché scendere a Cortina. L'hanno fatto hanno fatto questo studio che è semplicemente una speculazione per vendere dei parcheggi, ecco, dei posti auto che adesso a Cortina pare costino sui 300.000 euro l'uno. Ecco, questo è poi c'è la tangenziale di Cortina, c'è la variante di Cortina che costerà 800 milioni di euro, pare, a due canne, una cosa, un vecchio progetto che è stato ripreso. E poi c'è il villaggio olimpico di Fiames in area alluvionale. Non era l'ipotesi di spostare più a valle, se non sbaglio, non c'è un camping in alternativa per il nuovo rischio idrogeologico? No, c'era, ma è stata bocciata perché come si dice, perché la popolazione di campo, zona Zuel, vicino Zuel, ha protestato, ha fatto una protesta piuttosto energica. E siccome il bacino elettorale del sindaco di Cortina viene da lì, per non urtare ulteriormente la popolazione, si è pensato di cambiare e di tornare su Fiames. Al momento la cabina di regia ha deciso che è Fiames. Costerà 35-37 milioni di euro e sarà provvisorio, però nonostante il provvisorio dovranno fare tutte le opere di urbanizzazione, rete fognaria, rete idrica, eccetera. Sono prefabbricati, che saranno moduli prefabbricati che dovranno ospitare 1200 persone. C'è la proposta di Borca anche, questa l'ha fatta la provincia e secondo me non è una brutta proposta, è quella di portare al villaggio ex Eni di Borca, il villaggio olimpico. Però anche lì ci sono problemi di tipo, anche lì c'è una frana che incombe, sono stati fatti dei lavori ma devono essere comunque completati, perché comunque lì c'è gente che ci abita a Borca e c'è anche la strada statale che poi va a Cortina, per cui quella è un'opera essenziale da fare se vuoi essere sicuro di non avere interruzioni della strada. Giocano sul fatto che le Olimpiadi sono d'inverno e quindi non ci sono grossi pericoli di alluvioni. Ecco. Giocano su queste cose qua. Come ha detto Giancarlo, c'è quel progetto aberrante delle stanze panoramiche sopra i 1600 metri che abbiamo contestato come Italia Nostra, come CAI e come Mountain Wilderness e abbiamo mandato le nostre considerazioni alla Regione Veneto. Adesso tutto tace, non sappiamo niente, però la risposta della Regione Veneto è stata in un suo comunicato stampa che le fanno anche altrove e quindi se le fanno anche fuori, al di là del confine, perché non farle anche in Veneto? Questa è la giustificazione, la motivazione. Cioè tutto si può fare tutto perché lo fanno anche altrove, anche le casette sugli alberi le fanno in Slovenia, non mi ricordo dove ho visto un servizio una volta, le fanno dappertutto, quindi si possono fare anche da noi, e come anche il mega resort al Passo Giau. Al momento sembra anche lì tutto taccia, però e c'è sempre la paura
che vengano realizzati questi complessi alberghieri per super ricchi che non portano nulla al territorio, ma soltanto cemento. Come Italia Nostra regionale abbiamo pensato di fare un convegno sul consumo di suolo, invitando degli esperti. A me piace molto Paolo Pileri, l'ho sentito da Auronzo, ha fatto una bella conferenza sul consumo di suolo con dei dati precisi sul Veneto veramente preoccupanti. La gente è stata abbastanza, cioè si spera che abbiano capito, almeno i montanari, che non è il caso di svendere il proprio territorio per farlo consumare ancora di più. Vediamo. Però se uniamo le forze per fare un referendum, raccogliere firme per un referendum, trovando dei giuristi che facciano dei quesiti ben calibrati e comprensibili dalla gente, secondo me questa potrebbe essere una buona cosa, anche perché si parla anche a livello nazionale di fare una legge sul consumo di suolo. Quindi è un tema, dopo l'alluvione dell'Emilia Romagna, è un tema di grande attualità. Solo che va fatta bene questa legge sul consumo di suolo. Mi pare importante la cosa che dici, non so se hai sentito il mio intervento prima quando ragionavo di questo, quando riferivo di questo. L'importante è sì, che ci si raccordi subito, che sincronizziamo e magari co-gestiamo se possibile, non so se come istituto, ma come coordinamento come vista, e partecipiamo insieme, e però cioè non facciamo queste idee pubblicamente del referendum, un altro più veloce, più rapido, più demagogico di noi ce la ruba, e la prepariamo bene in modo sì, certo, è giusto fare un coordinamento. Facciamo un coordinamento, un gruppo di studio, di lavoro su questo. Esattamente. No, segnalo anche l'intervento di Paolo Pileri, che è docente di urbanistica al Politecnico Statale di Milano, esponente di riferimento del coordinamento sul piano del paesaggio nazionale, e che ha fatto questo bel intervento partecipando a una nuova iniziativa appunto del villaggio turistico sugli alberi di Domenico, ponendo il tema quale sviluppo socio-economico vogliamo avere, dipende dalla speculazione turistica esogena o autocentrarsi in modo sostenibile e durevole nel tempo. È un ragionamento non tecnicista sul consumo di suolo tecnico, diciamo, ma sulla filosofia di approccio di gestione del produttore molto bello, e mi pare in rete da qualche parte o è diffuso e depositato, possiamo farlo girare eventualmente, lo raccogliamo perché l'ho letto io. Non lo so, bisogna chiedere a Giovanna Deppi se è stata fatta una registrazione. C'è quell'articolo che ha scritto successivamente, che è stato pubblicato, che è molto bello e molto chiaro, però tutta la sua analisi sul consumo di suolo, partendo anche da uno spunto originale del film di Rosi, Le mani sulla città, è molto è di grande, come si dice, ti cattura la tua attenzione. A me sinceramente mi ha aperto un grande orizzonte. Ho anche comprato il libro, che è molto interessante. Microfono, Giovanni, microfono. Mi senti? Non so se sia stata fatta una registrazione quella sera, lo sa Maria Rosa, se l'ha fatta con un apparecchietto molto piccolo, però che insomma si può sentire. Possiamo sentire Maria Rosa perché non so se sia stato fatto. Poi lui ci ha scritto e io ho pubblicato sul Cadore il suo scritto un po' tagliato qua e là, e questo è. Ci danno 2 pagine, ci danno 2 pagine sul Cadore ogni mese, una cosa straordinaria. Vuoi intervenire sulle questioni più generali, sia olimpiadi che altre emergenze capoline? Io non riesco a distinguere quello che dice Giacomini, mi dispiace. La Cender benissimo, ma Carlo no. Vuoi fare un intervento anche tu sulle questioni più generali del Cadore, dalle olimpiadi ai villaggi, agli impianti? Ti sento.
Allora, forse... Giovanna, vuoi fare un intervento anche tu sul Cadore, sulle Olimpiadi, sulla situazione nostra? Ma io ti ho sentito da quando sono entrata, tu hai fatto una descrizione perfetta, posso solo confermare che questo è quello che sta succedendo e che non c'è una presa di posizione da parte delle amministrazioni, ognuno va per conto proprio e mi pare che gli va bene a tutti, e neanche della gente, perché non vedo tanto sostegno anche alle nostre posizioni. Anche se quando nomino Olimpiadi la gran parte della gente comincia a dire oh, per l'amor di Dio, ecco, questo se non altro è un unico segnale che c'è una presa, un inizio di presa di coscienza. Sì, su questo colgo la palla al balzo. Ha osservato con piacere il risveglio di una sensibilità democratica e popolare nella vallata di Cortina, dove c'era un consigliere comunale, una consigliera comunale ambientalista che è riuscita a inserirsi in modo ingente dopo anni di isolamento e di marginalità. C'è un comitato contro la speculazione sull'ex stazione ferroviaria a nord, c'è il comitato sulla pista di Bob, sento adesso che c'è stato il comitato che ha reagito contro il villaggio nel Kent, quindi c'è un movimento popolare, per quanto siano pochi abitanti, che sta svegliandosi, sta reagendo alle diverse proposte sulle Olimpiadi. È molto interessante questa realtà, mi pare molto positiva, anche se poi in realtà magari sono visuali particolari, visuali parziali e non totalmente integraliste dell'ecologista, assolutamente da apprezzare, da coordinare, da seguire, da partecipare. Questo è molto promettente, ecco, diciamo. Posso dire una cosa? Okay. Sì, vai. Non continuo a non distinguere quello che dice Carlo, ma posso immaginarlo. Volevo solo dire in aggiunta, io oggi ero in canoa sul lago del Centro Cadore, che è una pura meraviglia. Vogliono fare la ciclabile attorno al lago, poi ho visto il rendering, è un'opera che Paolo Pileri ha visto il depliante e l'ha cassata subito, dice queste cose non si fanno, tipo Garda, eccetera, cioè con tutto un percorso aggettato sulle rocce nella parte del Piave, a sinistra Piave, dove non c'è nulla, salvo sto campeggio che è stato comprato dai pusteresi, ma senza l'accesso perché il ponte non è praticabile, perché è un pilone che non tiene, lo stanno mettendo a posto, ma oggi mi hanno detto che è una farsa e col ponte non si può mettere a posto, per cui c'è tutto, bisognerebbe farne un altro, forse potrà essere funzionale al parcheggio, il giro, scusa, al campeggio, il giro intorno all'isola. Sembra che ci siano già i soldi, ma anche mio nipote dice fare per spendere, per cui la continuità della ciclabile sulla destra Piave ha senso, ma voler fare il giro in una zona dove non si può, con tutto un percorso aggettato dalla roccia e inoltre un ponte che sembra il ponte di Brooklyn, che poi non si sa bene chi penserà alla manutenzione, secondo me fa parte di queste cose che magari loro mirano a portare tanta gente. Cosa vogliamo? Che il lago del Centro Cadore diventi come il laghetto del Sorapis? Questo secondo me non porterà niente ai paesi, perché il paese è fatto di gente stanca, vecchia, e non basterà la ciclabile intorno al lago per dare una spinta, ci vorrebbero altre cose più basse, eccetera. Una ciclabile che attraversa sul lato del lago, fare il giro, sono solamente soldi fare per spendere, secondo me. Anche il mio sindaco sostiene in buona fede, però era molto meglio se si faceva consigliare, come l'ha fatto in altre occasioni, una bella riunione con i comitati, e forse sarebbe partito con un'altra idea. E poi oggi ho parlato con i pescatori che vengono da tutto il nord Italia, anche centro Italia, sul lago, perché è bellissimo il lago del Centro Cadore, e mi dici che è una fogna. Nel senso che i depuratori, è il discorso, torno sul tuo discorso di ieri Carlo, i depuratori non funzionano, e quando c'è una piena, buttano fuori tutto quello che avevano accumulato prima. E io ho chiesto a questi pescatori che mi mandino materiale, perché vorrei anche divulgare questo. Ho parlato con Stefano Campi, il quale sta facendo qualcosa, ma non vedo tanto,
dice che sull'amo rischiano di tirare su 6 pannolini in un giorno, insomma, e i preservativi che vanno in giro sulla superficie del lago e non va bene. Allora io mi chiedo, bisogna mettere i soldi in questa ciclabile o andiamo a mettere a posto le cose che servono, che comunque avrà un effetto positivo su tutto, anche sul turismo? Ecco, a me queste cose mi fanno star male. Non so se c'entra col discorso, ma penso di sì. Giovanna ha il dente avvelenato perché tengo il microfono più lontano, perché ha fatto una bellissima proposta di un parco, come si chiama, nella Val Talagona, che è di fronte a Domegge, proprio una valle incontaminata, che aveva proposto di tradurre in parco. È un segreto, ma sta andando avanti. Bene, brava. Il professionista ha presentato il suo progetto, che va da un'area piccola, media, molto grande, e adesso è il comune che deve discutere, che deve decidere. Ma visto che questo sindaco, che ha difficoltà a comunicare con la gente, non è molto benvenuto, ha un sacco di avversità interna, cioè esterna, sia interna del comune sia fuori, quindi è difficile che un sindaco che non è visto proprio bene, Domegge. Sì, che poi è un sindaco che è andato su proprio per fare qualcosa per il paese, non ha nessun interesse personale, eccetera, però ha il difetto di essere poco comunicativo e di essersi preso un vice sindaco che comunica molto meno di lui. E quindi è difficile parlare con la gente, basta 2 persone al bar e te lo sputtanano, e a questo punto loro alzano la voce più di te. E allora mi trovo difficile che con le lobby dei cacciatori che ci sono in giro, dove per partito preso lo dicono no a queste cose, che lui riesca. È Michele Cassol che ha fatto, su mio consiglio e sul consiglio di Cesare Lasen, Cesare Cassol che ha fatto il progetto di questo piano, di questo parco di interesse locale, sul quale anch'io ho fatto, pur non sapendolo fare, ci ho messo mesi per fare un documento di 30 pagine. Ecco. Però temo che non abbia la forza di portarlo avanti. Però siamo arrivati a avere in mano la proposta del professionista. Ottimo, grazie. Continuiamo la discussione con voi compresi, seguiteci e dobbiamo concludere anche operativamente pensando delle iniziative per l'anno prossimo, anche così magari coordinati vediamo un po' di coprire diverse sponde. Vai Michele. Michele, posso dire? Sì. No, io volevo solo dire, la questione del convegno sul consumo di suolo di Italia Nostra secondo me andrebbe assunta a livello regionale, perché ne abbiamo parlato, ma Italia Nostra va benissimo che se ne prenda carico come iniziativa, e poi facciamo in maniera che abbia questa dimensione regionale appunto e non solo locale. Potrebbe essere anche un convegno fatto in 2 o 3 luoghi del Veneto, perché spesso succede così che funzionano le cose, purché sia una cosa unica, come dire, il tema unico specificato per territori montani, di pianura e di collina, insomma. Ecco, questo è quello che mi veniva in mente. Per quanto riguarda invece le questioni di Cortina, del Bob, eccetera, la sensibilità su questo c'è molto in giro. Non è che fuori di Cortina o del Bellunese non se ne parli. È uno dei temi che gridano vendetta, e quindi in qualche maniera portarla anche a Venezia in qualche maniera contro la regione, per capirci, contro Zai, credo sarebbe una cosa opportuna. Bisogna vedere come. Grazie. Intanto grazie a tutti quelli che hanno detto, che hanno raccontato il loro pensiero. Grazie in particolare a Cesco, che era in remoto, e a Carlo, perché Carlo ha parlato di, fra le tante cose, di un concetto che è
per me fondamentale, cioè fare rete, di cui tutti si riempiono la bocca, ma poi fare rete non è semplice, non è facile neanche fra di noi che spesso lavoriamo all'interno di movimenti, eccetera, nelle varie realtà. E l'altra cosa interessante è quando hai fatto un accenno al referendum. Io dico sempre leggere e informarsi prima di il referendum sulla guerra. Hai detto tu quello che io avevo letto di quello che scrive Mao, per cui grazie per averlo fatto presente. Due parole solo, ricollegandomi. Scusate, Claudio Lupo, sono un medico, non sono un urbanista, un medico ISDE, e ringrazio ancora una volta anche la presenza di Italia Nostra, che dove abito io sta lavorando a fianco nostro per esempio il TAV. Trissino, proprio il paese più inquinato e causa di tutto l'inquinamento da PFAS, la sede della Miteni. E questo dice tanto. Il paese da cui passa anche il Lagno, poi diventa Frattagorzone, il paese dove i bacini di amminazione sono stati promossi e realizzati con l'approvazione di tutti i cittadini, quasi tutti i cittadini, eccetera, eccetera. Tutto quello che ho sentito mi ha solo confermato che tutto sommato per fortuna c'è ancora, siamo almeno fra di noi a parlare in maniera un po' diversa usando un linguaggio diverso rispetto a quello che la politica sta attuando anche nella nostra regione. Adesso, al di là dei bellissimi grandi temi di cui abbiamo parlato nell'ultima ora, mezz'ora, che toccano comunque secondo me tutti, compreso le grandi opere di Cortina, toccano il mio territorio, quindi Trissino e tutta la zona coinvolta nelle 3 province, Vicenza, Padova e Verona, dall'inquinamento di PFAS. Lo toccano perché da noi comunque stiamo parlando da tempo di grandi opere devastanti, quindi abbiamo toccato tutti i temi: il consumo di suolo, la cementificazione. Trissino, il paese dove abito, non sono originario di Trissino ma ci abito, finì sulla locandina di un giornale locale, il giornale di Vicenza, con il titolone, prima del Covid, paese più cementificato, quindi dà un'idea di dove si abita. Una vallata che negli anni 60-50 era bellissima, la porta come vallata alle piccole Dolomiti, e oggi basta transitarci per capire a che punto e a che livello siamo. Quindi tutto interessante, perché comunque coinvolge anche il mio territorio per questi argomenti, che sono il consumo di suolo, che sono la distruzione della biodiversità. Se ne è fatto un accenno per tante cose, e sottolineo l'importanza di questo perché fa parte di quello che deve essere la conoscenza in medicina, cosa che è ancora scarsissima. La medicina ambientale non è praticata, non viene praticata. Si è in pochi, credo, Tita, tu sei un collega, a avere un pensiero sull'ambiente come causa di malattia. E quindi tutto questo per me è stato interessantissimo ancora una volta, e lo riporto a collegarlo al mio territorio. Anche se parliamo delle Olimpiadi, anche se parliamo di Cortina, io frequento il Bellunese, ma soprattutto la valle prima di Cortina, quella che porta a Cibiana. E sento, quindi ho il sentore anche di quello che è percepito come disastro che sta avanzando. Un ritorno però all'inizio di questo nostro incontro sull'evento che verrà costruito ad Arzignano per quanto riguarda la nostra zona. Lì si parlerà in particolare, come dicevi Tita, di 2 argomenti, fondamentale quello della mobilità e quello poi degli alimenti.
Ecco, un accenno lo vorrei fare non sugli alimenti, dove abbiamo detto un sacco di cose, possiamo passare 2 giornate, 3, qualche weekend a parlare di alimentazione e salute, medicina e tante altre cose. Anche biodiversità, anche salute non solo della specie umana, a mio avviso, ma quando parliamo di alimentazione dobbiamo veramente parlare in maniera completamente diversa, che è più difficile, più complesso da fare, però va fatto. Penso che ognuno di noi, almeno qua fra i presenti, sia in presenza che in remoto, queste cose già le elaborino, le condividano, le nutrono come argomenti da anni. Torno invece sulla mobilità, perché a mio avviso dimentichiamo spesso, quando parliamo di mobilità, che c'è una gran fetta di persone, di cittadini e cittadine che vedono ulteriormente ridotta la loro mobilità quando parliamo di quello di cui abbiamo parlato, la devastazione eccetera, e sono le persone con disabilità. Io ci lavoro con le persone con disabilità, sulla mobilità, sull'accessibilità, sulla progettazione universale. Abbiamo speso, anche come alcuni organismi, in particolare la FISH, Federazione Italiana Superamento dell'Handicap, tante parole negli anni. Ecco, io perché sono d'accordo che vada rivista, così come abbiamo sentito narrare oggi, la mobilità? Perché è un diritto universale il poter accedere tranquillamente a qualsiasi luogo. Tranquillamente vuol dire senza rischiare di essere investiti. So che c'è un'associazione a cui io sono collegato da un po' di anni, proprio per il mondo della disabilità, che ha sede in Bologna, ed è l'associazione Siamo Tutti Pedoni. Ebbene, è un'associazione che ha sede a Bologna, però mi manda ogni anno i dati, e l'associazione, appunto, Siamo Tutti Pedoni di Bologna, ha detto che l'anno scorso, nel 2022, 300 sono stati i morti solo investiti sulle strisce pedonali. Quindi oggi abbiamo parlato di viabilità, di cicloviabilità, di piste ciclabili, eccetera. La soluzione, io non sono un urbanista, la soluzione, sono molto vicino a quello che dicevi tu, Carlo, da un punto di vista di praticabilità, se ben ho inteso. Poi la filosofia che deve sottendere a questo concetto di mobilità, che deve essere sì sostenibile, che deve essere sì ormai deve prevedere un cambiamento proprio di rotta in tutti i sensi, ma non lo dico io, lo stanno dicendo i dati della medicina, della scienza, dei climatologi, dei geologi. C'è bisogno di capire che cosa dobbiamo fare noi oggi, o possiamo fare noi oggi, per le prossime generazioni, perché qualcosa si modifichi, perché i dati che ho sentito nell'ultima mezz'ora sono interessanti e mi trovano sicuramente dalla parte di chi ha portato questi dati cercando di mettere in evidenza la negatività, però mi sconfortano in maniera incredibile. Cioè, che cosa stiamo facendo veramente di questo pianeta noi come unica specie che si è messa autoreferenzialmente al vertice e sta producendo tutto quello che abbiamo sentito. Quindi ecco, credo che sia importante, chiudo, un accenno anche a parlare di mobilità, tenendo presente che siamo milioni di persone. C'è Matteo Schianchi, che è una persona con disabilità, che alcuni anni fa, un mio amico, ma scrisse alcuni anni fa un libro che intitolò La terza nazione del mondo, mettendo assieme tutti i numeri, i milioni di persone con disabilità, viene fuori una nazione al mondo. Ecco, in Italia ci sono diversi milioni di persone che hanno una mobilità ridotta, il che non vuol dire altro che non hanno la possibilità di accedere a tutto, pur essendo delle persone. Non aggiungo altro. Quindi secondo me l'associazione di Bologna Siamo Tutti Pedoni? Questa che ho citato per portare il dato si chiama Siamo Tutti Pedoni.
ha fatto delle campagne negli anni, ogni tanto mi mandava anche i materiali per produrre, per fare qualcosa come iniziative locali. L'altra che ho citato è quella di cui faccio parte come associazione, la FISH, ma sono due le grandi associazioni, federazioni in Italia che associano la gran parte delle associazioni che lavorano nel mondo della disabilità, e sono la FISH con la H finale, cioè Federazione Italiana Superamento Handicap, e la FAND. Questo per dire, e chiudo veramente, che dobbiamo fare riferimento a questo, perché allargare, si è parlato all'inizio anche di questo, no? Come fare rete, come possiamo essere sempre più massa critica su questo? Beh, anche aprendosi a questo grandissimo mondo che sono milioni di persone, sono migliaia e migliaia anche nel Veneto, che viene ignorata come realtà se non con i contentini elettorali da parte di tutti gli assessori, compreso, io faccio nome con cognomi, la Lanzarin, cioè i nostri assessori, gli assessori di questa regione, che ogni tanto parlano anche di disabilità, ma a mio avviso senza conoscere bene le problematiche. Gli incontri sono stati richiesti. Mettiamo questo tema al centro del convegno del 30 settembre sulla mobilità urbana. Come volete. Mettiamo come uno dei cardini, se sei d'accordo, in maniera che costruiamo un discorso specifico su questo. Sì. Mobilità urbana, sicurezza, e portiamo avanti questa questione dei disabili. Grazie. Vedo va benissimo, insomma, così siamo. Chiudi tu. Sì, mi sembra che le proposte, bene o male, sono state abbastanza affrontate e che ci sia stato un consenso su questo tipo di ripartizione degli argomenti nelle varie tappe. Io penso che chi conosce meglio anche gli specialisti per quanto riguarda l'urbanistica, la viabilità eccetera, possa diffondere in rete la possibilità di mettersi in contatto telefonicamente o anche via email, in modo da sentire i pareri, cominciare a costruire, perché quando faremo il convegno è chiaro, ci aspettiamo che arrivino dei documenti, che arrivino delle proposte specifiche importanti, sia per quanto riguarda la viabilità e quindi le piste ciclabili, le ciclovie, il tram e così via. E sia per quanto riguarda anche l'aspetto ovviamente del rapporto salute e alimentazione, inquinamento dei cibi e PFAS, che sono fondamentali. Mi sembra che questa mattina sia stata abbastanza proficuo come incontro, anche se non numeroso, ma sicuramente con l'estensione anche delle... Poi c'è una registrazione che manderemo su... Ecco, sì. Se ci sono altri che intervengono, magari... Vai Carlo, dai, abbiamo 5 minuti, poi chiudiamo. Sì, un tema che va secondo me rimesso dentro l'anima prima ancora che poi e che ci torna in qualche modo a 20 anni fa, alle origini, di coniugare Ecopax in un sistema unico, no? E il tema Pax l'abbiamo lasciato noi stessi un po' latere, perché le urgenze e le emergenze eco erano più impellenti, ma è evidente che il tema Pax diventa di nuovo centralissimo. Allora non sto qua a fare proposte, se non una sola: il 6 di agosto Hiroshima Day a Padova, con la biciclettata, se non sbaglio, con i comuni della cintura, mi diceva Elisa a suo tempo, che hanno già partecipato all'iniziativa per l'adesione al trattato internazionale per la messa al bando delle armi nucleari. Ma a livello regionale e interregionale, il 9 agosto presidio ad Aviano, Nagasaki Day, il giorno di Nagasaki, alle ore 10, dalle 10 alle 12 presidio alla base, che è un momento di rilancio per l'anno prossimo anche della campagna appunto per il disarmo e tutto il ragionamento che viene avanti. Quindi è un appuntamento anche simpatico, viene gestito bene con le ombreggiature per stare un po' anche riparati, per non essere cotti dal sole, e quindi 2 orette, una bella gita. Su questo. Ecco, ci sarà, speriamo, tra un po' un volantino, perché non è ancora pronto, è fissata come data ormai da un anno all'altro praticamente, ma ci vuole un volantino, perché sennò poi la gente va in ferie e non si sa. Esatto. Quella di Montecchio, dove c'ho te che sei
buttato per terra. Ecco, no, poi due cose ancora, sui temi delle Olimpiadi, le cose che noi possiamo giocare in positivo ancora adesso, se ci fosse la VAS, ma comunque come temi, e che saranno oggetto, spero, con Gigi Casanova, che mi ha scritto e dispiaceva non poteva essere presente per un'altra iniziativa Mondial Business stamattina da un'altra parte, e comunque vuole essere informato che il presidente portavoce, o ex presidente, non so, parallelo a Giancarlo, come diceva prima, e che è stato invitato a un incontro con il PD bellunese, che forse sta facendo qualche ragionamento al di là del Domenech, forse, di riappropriazione critica di qualche corno delle Olimpiadi. Due temi che noi abbiamo elaborato nel coordinamento di cui fanno parte gli amici già 2 anni fa e che non abbiamo ancora mai espresso nella dovuta strategia. Molto semplice: Olimpiadi senza auto, approfittare delle Olimpiadi per immaginare un sistema di trasporto pubblico di qualità, veloce, capillare, dimensionato sui grandi numeri delle Olimpiadi, ma che potrebbe essere replicabile nei grandi numeri dei periodi di ferie, di vacanze invernali ed estive, perché lì più che triplica la popolazione, quindi non può essere il trasporto pubblico tradizionale di gestione quotidiana, va dimensionato sui flussi turistici per i periodi speciali, che ai rapporti rapidamente dalla pianura o dalle basse valli bellunesi fino alle diverse vallate montane, con un trasporto espresso tipo metropolitano, ma fatto con gli autobus di qualità, frequente e capillare, che possa consentire un disegno di chiusura della valle agli estranei sostanzialmente, mantenendo ovviamente l'accessibilità per chi è insediato locale, una mobilità ridotta e controllata con sistemi tecnologici per chi ha la casa lì e deve andare ma poi tiene la macchina ferma, che eviti alla base il problema dei parcheggi, che introduca nella valle un sistema di ciclabili diffuse e un sistema di trasporto pubblico che c'è ma che va valorizzato, in modo da poter aderire a quei modelli che pur ci sono in giro per le Alpi ma negli altri paesi di turismo senza auto, sostanzialmente frenando il turismo di passo e facendolo tutto di trasporto pubblico. È possibile approfittare delle Olimpiadi? Parte dalla Cina e da altri, sono già qua. Ecco, appunto, quindi approfittare delle Olimpiadi per fare una prova, diciamo, generale, una sperimentazione. Ci sono tutti i modi, quando c'è il periodo di ferie, gli autobus. Pedoni. Esattamente, il trasporto pubblico e pedonalità, ecco. E l'altra grande questione che noi abbiamo immaginato ancora gestibile è quella di proporre un modello alternativo di ricettività turistica per le squadre, per i tecnici, per la stampa e per i turisti, soprattutto per i primi, che non costruisca cose nuove, i villaggi appositi, ma con un disegno regionale vada a intercettare, recuperare, acquisire anche transitoriamente tutte le grandi strutture che sono presenti pure in montagna, le ex caserme, le ex colonie o anche colonie in servizio, ma da poter requisire per 1 anno o 2, un accordo, un affitto, anche stabilimenti produttivi, che nel Cadore ce ne sono abbondanti, vuoti, che possono essere con interventi intelligenti di architettura riutilizzati, per farne delle strutture ricettive distribuite, non concentrare la capacità costruttiva nuova, ma riusare quello che c'è, riqualificarlo, investirlo e poi restituirlo al territorio come strutture per il turismo sociale. Questa roba potrebbe intercettare un grande interesse delle comunità locali e potrebbe essere complementare o anche alla proposta di usare il villaggio Eni di Borca, che ha qualche problemino però, perché deve essere rispettato architettonicamente, è una tipologia un po' vecchia, dimensionata piccoli alloggi piccoletti, quindi riportarlo agli standard attuali c'è qualche problema di rispettare l'architettura che è di firma in quel caso. Alcune strutture sono privatizzate proprio per piccole proprietà e sotto c'è una frana importante lì a Borca, in sinistra Boite, quindi quella che è venuta giù già a Borca proprio sotto, e quindi c'è qualche problema. Però se non fosse o anche in complemento all'Eni, questa strategia di ricettività diffusa potrebbe essere interessante. Vediamo se con Gigi si riesce perlomeno a coinvolgerla con il PD. La CGIL è già uscita, se non sbaglio, tempo fa con Borca, cioè una strategia di ricettività alternativa, usare le Olimpiadi per quel poco che tanto di negativo ma un poco di positivo in questo senso, e questa cosa potrebbe essere lanciata nel ragionamento. Finisco. Concludendo, approfitteremo anche per proporre, vorremmo anche su questo che si diffondesse in modo che gli esperti si mettano in contatto. Hai parlato di rimboschimento, il 30, il 1° ottobre potremmo proporre, noi abbiamo la vasta zona del Gua,
dove c'era un delta di decine e decine di ettari che nel primo Novecento era stato occupato da una grande alluvione. Le persone intelligenti l'hanno lasciato com'era, in modo che questo già di per sé era una cassa zona umida. Si era creata una zona umida meravigliosa con ruscelli, alberi. Bene, è stato deciso, hanno abbattuto 6.000 alberi, è stato deciso di farne una cassa di eliminazione e abbassando il fondo di 4 metri, perché era tutto di ghiaia, per poter fare in realtà una grande miniera di ghiaia, là dove c'era un bosco con zona umida, con animali, era un posto meraviglioso. Ora si potrebbe comunque, ora che i lavori sono finiti e che è rimasto questo grande deserto, si può riproporre il rimboschimento e la riformazione della zona umida. Comune Trissino e Arzignano. Una proposta di iniziativa, vediamo se diciamo questo che appena detto. Sì. Allora, sul tema dell'acqua, di cui abbiamo sentito Michele per le cose del Piave, e la montagna Giancarlo e Giovanna per le montagne e le mini idro e tutta la instabilità idrogeologica, si sta rimettendo in moto il territorio che per secoli si è mosso. Lo dicevo prima tra parentesi, nell'ultimo secolo ci siamo illusi di fermarlo, arginarlo, cementificarlo, metterlo in sicurezza, stabilizzarlo, mentre il territorio si sta rimettendo in moto anche grazie ai cambiamenti climatici, ma di suo lo faceva fino a un secolo fa, il che vuol dire che i fiumi si muovono, trasportano, alimentano le sabbie, vengono giù frane, si allagano, portano sovralluvionamenti, portano limo, portano materiali, devono potersi muovere, ridare spazio e natura ai fiumi. Questa è la filosofia, è importantissimo quello che diceva prima Michele. Ma allora, su questo tema dell'acqua, che trasversalmente taglia tutti i territori e molte realtà diverse, dalle città alle campagne, ai fiumi, alla natura, alle zone di riserva e Natura 2000, possiamo immaginare che su quella base del documento che distribuisce Michele, che è pensato da quella realtà dell'acqua, immaginiamo la strategia che ha fatto, la ricicliamo noi però in un modo nostro diverso. Quando la Regione presenta il piano territoriale di coordinamento, fa il lancio e poi 7 riunioni distribuite. Proviamo a immaginare di fare una cosa del genere, un grande lancio di una settimana, programmiamola bene, ci investiamo, ci prendiamo delle ferie se serve, non lo so, investiamoci dei soldi, chiamiamo degli esperti. Mi viene in mente per esempio sul tema dell'ecologia dei fiumi il nostro maestro era Giovanni Damiani, che è ancora in pista, è il nostro maestro 20 anni fa che ci ha insegnato la spiralizzazione dei fiumi, il ciclo di materia e energia. 40 anni fa. 40 anni fa, non 20, esatto, 80, però è ancora in pista, è presente, è stato nominato consigliere regionale nazionale di Italia Nostra, finalmente un ambientalista naturalista in Italia Nostra, ce lo sono fatti scappare per casini interni, non so, pettini, insomma, personali, si è dimesso, stufo. Comunque immaginiamo di chiamare nel territorio, pagando le spese, quello che serve, una settimana, lanciamo una campagna regionale coordinando con tutte le eccezioni che ci stanno, se ci stanno con la firma, come con il documento lì, e facciamo poi 7 giorni di campagne itineranti in ciascuna provincia, in cui il pomeriggio con i relatori andiamo a visitare con le televisioni un luogo significativo, da quello alle casse alle zone del Piave, e la sera facciamo una serata pubblica nel capoluogo provinciale, e questo vuol dire costringere l'opinione pubblica, la stampa regionale a confrontarci su una scala di respiro regionale, individuando la settimana giusta, e un impegno grosso, coordinandosi, ma potrebbe essere veramente un respiro diverso che costringe gli altri, anche i partiti, a ragionare. Insomma, lo metto giù, non so, possiamo declinarla come vogliamo, ma un flash proprio, ma sottolineo che abbiamo parlato anche di modalità alternative, no? Diverse per l'accumulo di acqua, invece che, e quindi le piogge che ricaricano le falde, eccetera, però rimane l'inquinamento, è giustissimo, no? Perché le piogge, se sono cariche di PFAS perché c'è inquinamento, vanno a ricaricarmi la falda con acqua inquinata, quindi da lì si deve partire. Comunque non so se è chiaro il pensiero, quindi dobbiamo partire dal discorso in questo momento PFAS o altri inquinanti, comunque in questo momento nelle nostre vallate, e quindi va bene perché riportiamo veramente la riflessione dei cittadini sul tema fondamentale, perché è poi quello che sta sconvolgendo tutto a partire da lì. Insomma,
Grazie. Questa cosa dei depuratori taglia trasversalmente tutti i territori. Io ne ho parlato con Giovanna casualmente perché stavo vedendo una foto, mi piaceva parlare al telefono con lei, vedevo casa sua sulla foto del mio computer, no? Mi sono accorto che vicino c'è un depuratore a 50 metri a monte del lago di Centro Cadore. Ma questo depuratore scarica? Sì, poi è venuto fuori sto casino. Ogni depuratore purtroppo sversa nutrienti in abbondanza in quel punto dove scarica, per quanto depurati, e ogni depuratore può essere attrezzato con un sistema di fitodepurazione a valle che alleggerisce. Qualcosa l'hanno fatto sperimentalmente a Fusina nella cassa di Colmatà per alleggerire il grande depuratore, ma in ogni depuratore c'è questo problema. Quindi la salute dei fiumi, andare a vedere questi territori, fisicamente andare in itinerario con i giornalisti, a visitare i luoghi, a vedere una centralina, una micro in montagna, andare a vedere il lago di Centro Cadore inquinatissimo. Il lago di Centro Cadore ha il problema di svuotamento dei sedimenti. Il lago di Centro Cadore ha il problema dello svuotamento dei sedimenti che sono accumulati riducendo a metà la capacità di invaso, perché ha raccolto l'inquinamento delle occhialerie per cent'anni di occhialerie. È inquinatissimo, ha un problema di sversare, di rimettere in moto il trasporto solido, ma non si sa come fare. Quindi casini ce n'è ovunque, da poter andare a visitare in itinerante, come dire, peregrinazione di una questa settimana e poi riversarlo a livello locale con i territori locali. Questa è una cosa che potrebbe essere una scala giusta per mettere in moto un coordinamento anche con chi c'è nei territori. Michele è importantissimo. Queste in realtà sono la Giovanna e diverse Giovanne che ci sono, insomma, andare a visitare i luoghi, portare i giornalisti in quella settimana vediamo un po'. Vai. C'è la channel che mi può tradurre solo questo al volo. Cosa vorrebbe fare con i sedimenti del lago? Ma no, vorrebbe fare una visita, controllare, andare a vedere le problematiche con esperti, con un esperto e porre l'attenzione su questo, cioè fare un giro, una specie di degli incontri itineranti, un corso itinerante, sarebbe una bella idea. Assolutamente sì. Giovanni Damiani lo conosco, però non so se si sposta Giovanni Damiani perché fa fatica a spostarsi, mi diceva, però d'estate magari si può provare. Io ho deciso che intervisto i pescatori. Fra mesi. Michele, non abbiamo modo di fare questa proposta qui a Rai 3 Veneto. Quale proposta? Questa qui? Cioè di fare una serie di servizi, portargli gli esperti e portargli... Però senza fretta, noi dobbiamo avere un programma, l'abbiamo visto, che è molto delicato il tema, ce l'ha spiegato bene Michele della zona della Piave, e quindi io non la vedrei come quest'estate, perché abbiamo già messo sul tappeto 3 temi grossi per questi lavori, della mobilità sia urbana sia extraurbana e sia gli altri 2 temi della salute e alimentazione, ma li vedrei appena dopo, cioè che si mettano in cantiere questi temi, ma che si vada dopo, da ottobre in poi, perché altrimenti facciamo danni invece che fare. Ottobre è il punto di partenza. Suolo e salute. Sì, il consumo di suolo e l'acqua vanno appena dopo il 1° ottobre, in maniera che abbiamo gli altri temi che sono messi già in cantiere fino alla forestazione, e poi di seguito, senza vederli in contrapposizione, ma con la continuità che hanno di fatto, insomma. Però ci vogliono dei gruppetti di persone che li gestiscono, che li seguono, perché sono temi difficili. Il consumo di suolo l'hai dimostrato tu quanto è difficile, il tema dell'acqua è ancora più difficile, e quindi vanno gestiti da persone che se ne fanno carico veramente. Io farei una proposta via Zoom, non qui, via Zoom, che ci rivediamo all'inizio di settembre, o sabato 2 o sabato 9, e facciamo un punto sulle cose che ci siamo detti oggi, in maniera che poi ci si rilancia per il 24, per il 30, eccetera. Sì, lo mandiamo domani o stasera stessa a tutto il forum. Magari cambiamo la copertina e la facciamo piegabile anche in modo che sia un... No, non farmi lavorare, Carlo. Ce l'ho pronto e va bene come vuoi, va bene. Ciao a tutti.
Bene. Ciao a tutti. Ciao, grazie a tutti, domande avanti. Ciao.